Mamma mia, Mamma Carmine, si può dire la madre del Carmine. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che emozione, ma che emozione, ma quale emozione? Quale emozioni? Queste emozioni, le emozioni di Via. Ah, ma non compare la cosa. Ah, non compare, resta tutto buio. Invece no. Amici bellini! Allora, siete più delusi o più contenti? Lasciamo perdere le domande banali. Benvenuti, iscrivetevi al canale, siamo sicuri che ci saranno dei lurcatori. Benvenuto Masa, ma poi Masa io me lo ricordo già, può essere un ritorno, non lo sappiamo. Lasciate i like, quelli del sangue, i like sanguigni, perché abbiamo buttato il sangue, e proprio letteralmente con Fabian alla fine proprio tutto sporco di sangue. Serviva la maglietta rossa in questo caso, invece no, c'è proprio il contrasto del sangue sulla maglietta bianca. Partita stoica difensivamente, sicuramente. Barca in stile Napoli, sciupone, percentuale realizzativa bassa, bisogna dirlo, perché sono tante le cose barcaiole scritte qua sopra. Questo che vedete così sono le 2 occasioni per il Napoli, poi poca roba, il resto è tutto le 2 occasioni, quel tiro di Osimhen parato alla tedesca da Ter Stegen e il gol di Zielinski, poi onestamente poca roba. Napoli un po' rinunciatario, se vogliamo, non riuscivamo a uscire, diciamoci la verità. Loro facevano un pressing asfissiante molto alto e hanno tenuto il pallone per tutto il tempo, e quando lo avevamo noi avevamo grossa difficoltà ad uscire, parecchi passaggi sbagliati. Finché c'è stato Osi, c'è stato questo tentativo disperato della palla lunga su di lui, ma era spesso in fuorigioco. Questo è quello su cui Osimhen deve lavorare, e non puoi non guardare sempre la linea molto alta, siamo d'accordo, però questo è una delle cose su cui si può migliorare. Poi c'è la questione del rigore, di cui voi mi illuminerete, rigore di unghia, perché è un rigore di unghia, e poi c'era pure un rigore su Osi, ma lì veramente non l'ho visto bene, quindi non posso parlarne. Se qualcuno ha visto dei replay sono contento di leggere i vostri commenti. Andiamo a fare un po' di saluti generali. Deluxe, Tabon, Amodio, Gregorio, c'è Polli che già conta i like preventivi per gradire, molto bene, saliamo a 150 immediatamente. Roberto, Antonio, Angela, Osimhen deve imparare a giocare sulla linea, esattamente, Pasquale, Luigi, Francesco, Marietto, Luigi Andrea, Luigi, Claudio De Santis, sì, questo è vero, però guarda, l'ho scritto Claudio, se si legge, vedi? De Yoga rovesciata, e poi c'è Mertens centrale da Elmas a destra non può giocare. Dovremmo fare un pochino tutti le scuse ad Elmas, perché secondo me ha fatto un'ottima partita, e poi il gol viene dalla sua intuizione, dalla sterzata e all'assist per Zielinski, che poi Caparbi è riuscito a ribadire in rete dopo il tiro di sinistro. Questo poi per racchiudere un pochino tutto. E la questione Mertens tiene banco, ragazzi, perché io vi devo dire la verità. Adesso leggo i vostri messaggi. Possiamo parlare sui cambi, prima ovviamente dell'infortunio di Anghissà, perché anche quello è un tema, siamo troppo sfortunati. Grande partita di Anghissà, nonostante l'ammonizione. Per me, visto che si riusciva a uscire poco dall'area, bisognava aggiungere un centrocampista, quindi un Demme al posto di Zielinski nel secondo tempo. Io ce lo avrei visto, per avere
quel centrale alla Lobotka che magari con un po' più di calma ti prende qualche pallone e le due mezze ali possono sviluppare Fabian e Anghissà. Questa è stata la mia idea durante tutta la partita. Dove è Demme? Fammi entrare Demme. Contemporaneamente vorrei vedere Mertens in campo. Se non lo vuoi mettere a destra, mettilo a sinistra al posto di Insigne. Insigne ha fatto una grande partita difensiva, sicuramente ha aiutato Juan Jesus là dietro, però null'altro di proposizione in avanti, e quindi ragazzi, se noi abbiamo il problema del gol, Mertens non può giocare 5 minuti a partita. Questo per me è un tema che resterà fino alla fine in piedi, perché stiamo anche mortificando sto ragazzo, e così non va bene. Federico, complimenti al canale e alla squadra da un milanese interista che vive a Napoli e che è innamorato. Che meraviglia, Federico, benvenuto, grazie infinite. Grazie infinite anche a tutti gli amici bellini che ti saluteranno. Francesco, Antonietta, sì, sul rigore di Osimhen, veramente lo voglio rivedere, perché quando hanno fatto rivedere il replay stavo guardando altro durante la cosa, quindi poi l'hanno fatto vedere veramente mezza volta, quindi non lo so. Stefano, pareggio ottimo, ma certo, sì, mi trovo con la cosa, anche perché il pareggio, poi guarda che sfortuna, guardiamoci nell'anima, proprio nel primo anno in cui i gol in trasferta non valgono doppio, il Napoli fa un 1-1 in trasferta. Il mazzo, il quando. Il famoso tema del quando, e quindi tutto da rifare, ce la dobbiamo giocare allo stadio Diego Armando Maradona, perché il Barcellona è sempre la squadra che poi Maradona e poi lascia Maradona, il Napoli, cioè il Boca e il Napoli, il Barcellona no. Quindi, capito, uno vuole essere simpatizzante del Real Madrid, ma mi risulta difficile anche essere simpatizzante del Barcellona, quindi allo stadio Diego Armando Maradona voglio vederli buttare il sangue di nuovo. 150 like e ben fatto. Per 70 minuti hai visto un ottimo Napoli, Giuseppe. Difensivamente sicuramente, però a creare non saprei, però parliamone. Michele D'Ambrosio. Ma quanto era matematico che il primo pareggio in Spagna da parte... Ecco, vedi? Ma infatti, sicuramente tu l'hai scritto prima che io l'abbia detto, perché è una questione di ritardi di streaming e tutto. Sì, era proprio... Cioè, io dico sempre non giocate alle bolle, però certe cose secondo me le dovreste giocare, perché sono proprio palesi, date proprio a uno. Allora... andiamo a leggere un po' di messaggi. Se Juan J si tagliava le unghie non era rigore. Sì, praticamente io ho visto veramente l'unghietta. Poi la palla veramente cambia pochissimo, cambia direzione. Meret era già lì. Veramente non lo so. Un po' anche lì un po' di sfortuna. Tore Falange, un caso di Juan Jesus. Ma io non sapevo che stessimo giocando, secondo alcuni, contro la Battipagese. Si pretendeva di dominare, fare possesso. Mertens andava messo prima. Spero di vederlo dietro Osi alla prossima, amico mio. Anche io spero di vedere almeno contro il non lo so, vediamo che cosa succede. Se Osi deve riposare, questo non lo so, però vederlo così poco è un delitto. Che poi si pretendeva di dominare e fare possesso, questo è un problema di certe aspettative che si creano, perché la solita cosa non è il solito Barcellona. Ragazzi, non sarà il Barcellona di Messi, Xavi, Iniesta, Neymar, Suarez, sicuramente no, perché un Suarez al posto di Torres probabilmente ci avrebbe fatto 6 gol oggi, però è comunque un Barcellona gagliardissimo, che tiene palla, che la fa girare bene, che ti fa correre a vuoto, e che magari sono un po' spuntati, ma comunque sono una squadra che non si contano i trofei che ha vinto, e il blasone in campo internazionale ha comunque il suo peso. Quindi l'idea che uno dovesse andare lì, fare la partita, oppure quel discorso che ho sentito fatto anche dagli spagnuoli che il Napoli era favorito, sono stronzate veramente. Valentino, rigore generoso è la cosa più politicamente corretta che riesco a dire,
Sei bellino. Dopo diverse partite sfortunate, vedi Empoli e Spezia, abbiamo anche noi un po' di culo, ogni tanto ci vuole. Godo per il pareggio, speriamo di fare diversamente al ritorno. Tu di culo intendi le occasioni non finalizzate da Torres o dagli altri, insomma così. E ci sta come ragionamento. Non essendo risultatista, valido questa prestazione oscena, basta pensare che il Barcellona di 2 o 3 anni fa non avrebbe mai lasciato la porta inviolata. E questo è il discorso che ti stavo facendo, Luigi, perché un Barcellona, ma senza nemmeno dover scomodare quello di 2 o 3 anni fa, magari uno stesso De Jong subito in campo, probabilmente sarebbe stato così. Poi è anche sfizioso vedere che noi ci preoccupavamo di Adama Traoré e sicuramente è stato un pericolo, va bene. Entra Dembélé, li avete sentiti i fischi? C'è un problema tra Dembélé e la tifoseria, Savi ne ha parlato anche ampiamente, e intanto Dembélé ha creato più pericoli di Traoré. Quando è entrato lui, Juan Jesus non l'ha visto mai, quando è entrato Mario Rui non l'ha visto mai, e abbiamo sofferto. Stellina, il telecronista bello e buono, ha detto Mario Rui in quale occasione? In quale occasione? Fatemi sapere, perché io sento tutte altre telecronache con i Pampers. Fernando si è mangiato dei gol come io con la Nutella. Buona Nutella, siamo stati fortunati, però me lo tengo molto stretto questo pareggio. Abbiamo sempre pareggiato con il Barcellona al Camp Nou, anche se non è famoso, ma manco il Poggi Bonzi. Buonasera a tutti e forza Napoli sempre. Spalletti difensivista, ormai pare prediligere l'accortezza, la spregiudicatezza, che ne pensi? Non lo so, io sembra che Spalletti predica una cosa e poi facciamo tutto il resto. È diverso tempo, ma dall'inizio che lui ci ha detto noi non possiamo fare partite difensive, non abbiamo la tempo, la capacità, eccetera, eccetera. Stiamo facendo partite difensive e le abbiamo sapute anche fare. Cioè ci siamo difesi col coltello tra i denti, con le unghie e con i denti, e siamo stati anche bravi a difendere. Non stiamo più proponendo però il contraltare, non lo stiamo più proponendo. Ora dobbiamo chiederci se Spalletti sta prediligendo questa cosa oppure la squadra che non ce la fa, perché io in panchina lo vedo sempre un po'. Levitan, secondo me se c'era Bobotta al centro con la sua velocità potevamo fare qualcosina in più. Sicuramente guardate che ci troviamo a parlare della mancanza di Bobotta. Pensate un pochino, questo supereroe qua ha dimostrato di essere un fulcro del centrocampo e ora siamo inguaiati, perché adesso Demme, Fabian e nessun altro, perché anche chissà se è fatto male, speriamo non sia niente di grave, ma quando ti fermi da solo e chiedi il cambio qualcosa di importante c'è. L'Atalanta perde, la Lazio vince. Daniele. Alberto Trapani, ciao Vale, io credo che Spalletti interessa più non perdere che vincere. Mertens a vita. Ragazzi, sapete che cosa vi dico? Lo scopriremo. Allora, con il Barcellona lo scopriremo al ritorno se è stata una tattica vincente, tenere, capito, con i denti l'1-1 senza rischiare, senza cercare di aprirsi. Lo scopriremo. A fine campionato scopriremo se farlo anche in campionato, perché questo discorso dell'Inter adesso tiene banco, avrà portato i suoi frutti oppure no. Lo sapremo. È chiaro che se vuoi vincere il campionato o se vuoi vincere l'Europa League, difendersi soltanto il Napoli non ce l'ha nel DNA. Poi capita, può pure capitare. Noi ci abbiamo vinto una Coppa Italia con Gattuso difendendoci e contrattaccando, quindi si può anche fare partite secche, ogni partita è diversa. Può pure capitare che però prendi un Fernando Torres un po' più in forma e te ne fa un paio, quindi io non sposo questa scelta, sempre che sia una scelta. 1-1, se fosse stato con il regolamento vecchio non sarebbe stato buono, perché un gol fuori casa è poco. Poco, ma al Barcellona comunque è tanto rispetto sempre alla partita che hai fatto. Poi il Barcellona un gol fuori casa comunque te lo fa.
Lo abbiamo visto e pensate che con Antox e Salvatore nella nostra live di ieri dove diamo i numeri l'abbiamo anche previsto proprio a livello scientifico più o meno analizzando gli XG che fa il Barcellona, analizzandosi gli XG nostri e gli XG subiti dalle due squadre, l'1-1 era prevedibile, pensate un pochino che meraviglia, e volano tutti i messaggi, volano. Osimhen uno in meno, dissociato, centrocampo macchinoso. Guarda, a me sia Fabian che Anghissà mi sono piaciuti perché hanno tenuto botta, non hanno potuto creare tanto. Osimhen dissociato sì, purtroppo sì, c'è stato un paio di occasioni in cui è riuscito anche a tenere palla quando gliel'hanno data bassa, tenere palla, girarsi e scappare, ma nessuno lo segue. Allora capisco il prendersela con Osimhen per stare sempre in fuorigioco, può fare meglio certi movimenti senza alcun dubbio, però se tu gli dai la palla o ti fidi di lui e ci credi e con un po' di coraggio accompagni l'azione, altrimenti da solo, ragazzi, è impossibile che possa superarne 3 o 4 e andare in porta da solo, e un paio di volte lui è andato fino in fondo e non è stato seguito. Quindi siamo stati fortunati, però me lo tengo, questo l'avevo letto. Andrea, mi dispiace ma per me era rigore netto, ottima fase difensiva. Il rigore quale intendi, Gregorio? Quello di Osi o quello di Juan Jesus? Torre Falange, allora sono scattati tutti i messaggi, mannaggia. Una manicure a Jesus, petizione, Pasquale La Lancia. Signori, tra max 2 mesi sarà un Barcellona con la B maiuscola, ora ce la possiamo fare. Mi serve Fabio Versatile, pressione con la difesa alta, il pressing alto con la difesa alta, e Osimhen tiene che correggere, che gioca con ansiedad, si capisce benissimo, e si mette in offside, sta más attento. Entiendo, Flavio, entiendo todo. Tienes razón. You're right. Hai ragione proprio. Perché Dembélé non gioca dall'inizio? Ci sono delle questioni anche di contratto, se non sbaglio. Poi uno può giocare o Dembélé o Traoré, insomma. Internos, attenzione, fatemelo recuperare. TVB Ferran Torres, vediamo un pochino. Dove sta? Scusate, sono arrivato solo adesso, qualcuno ha già detto che Osimhen non guarda la linea. Sì, l'abbiamo detto, amico mio, del Portogallo, senza dubbio. Dove sta? Mamma mia, come scorrono i messaggi, siamo 300, voglio 300 like, forza. Dove sta Internos? Mamma mia, è volato tutto. Colpa mia. Io però non ho visto un primo tempo così squilibrato, mi è sembrato solo che ci siamo fatti sotto dopo aver subito il gol, come contro l'Inter. Potrebbe essere che stiamo venendo meno fisicamente, non lo so se è fisica il fatto, Internos. Teniamo presente però l'avversario, cerchiamo di tenere presente anche l'avversario, perché sia l'Inter è un avversario tosto e il Barcellona è un avversario tostissimo. Quindi capisco la ricerca da parte di tutti noi di un Napoli più brillante, un Napoli che riesce a imporre il proprio gioco, perché l'abbiamo visto fare anche con squadre forti. Però dobbiamo accettare che esistono gli avversari che alle volte tu c'hai pure la idea, ma non te lo fanno fare, perché c'era il pressing asfissiante, molto più asfissiante di quello dell'Inter, e quindi non ti davano modo di uscire, ci sono stati anche degli errorucci in fase di impostazione. Abbiamo visto proprio Batti, primo minuto del primo tempo, Batti, passaggio di Fabian, erano scappati sia di Lorenzo che e Fabian la mette in fallo laterale. Un pochino può essere che soffri queste partite, un pochino si può far meglio, pensiamo sempre che esistono gli avversari. Effettivamente Insigne era più preoccupato a difendere che attaccare, infatti era sempre in ritardo sulle poche volate di Osimhen. Esattamente, Davide. Luigi,
Gara di sacrificio, bene, ma non mi sorprende neanche, perché Insigne ce l'ha proprio di suo, l'aiutare il terzino, e sicuramente gli sarà stato chiesto, perché lì c'era il pericolo, quello là più grosso, ma quando dico grosso, cioè intendo proprio grosso. Dove sta? L'ho cancellato, no? Il grosso Traoré, sicuramente, però ci devi dare qualcosa anche in fase propositiva, altrimenti siamo spuntati là davanti. Insigne oggi un uomo in meno, purtroppo, si vedeva che era svogliato e non forzava una giocata. Svogliato non me la sento, Anello, che non ci riesca con la giocata, sì, anche fisicamente, ragazzi, perché loro sono fisicamente tosti, più pronti di noi, più grossi, e quindi anche quando sei riuscito a fare uno scatto ti recuperano e anche senza far fallo ti fermano. Se i gol di trasferta non valgono più, perché non si fa una partita secca a campo neutro? Ciro, sono discorsi rivoluzionari che a me non sembra che la UEFA abbia intenzione di fare al momento. Anghissà recupererà per il Cagliari? Nicola, non te lo so dire, aspettiamo notizie più decise, ho paura di no. Io penso che la loro cultura è sempre di possesso, crescono giocando così da piccoli, è proprio vero. L'anno prossimo, se non vogliamo fare la comparsa in Champions League, ci vuole uno col fisico di Osimhen, se no combatte sempre da solo. Cosimo, ciao Valerio, buonasera a tutti gli amici bellini, al ritorno al Maradona Big Match, grande serata, entusiasmo a 1000 e Spalletti e i giocatori saranno sontuosi, speriamo bene Cosimo. Mancano 100 like, proprio vero, mancano. Non so se ricordi, ma già dirissi il mio pensiero sul perché ora Ciro sto giocando 5 minuti contati, resto sempre più convinto. Francesco, sì, ne abbiamo parlato, sta aumentando questa convinzione generale, la temo. Spalletti è un po' sibillino, Spalletti sta dribblando certe domande, non gliela fanno proprio chiara, e capisco anche, però è un timore che esiste. Per una volta che facciamo gol fuori casa non c'è più è chiaro. Un pensierino per Dembélé per sostituire Insigne, Andrea, impossibile, punto e a capo. Partita sofferta ma ottima, calati nel secondo tempo dopo il rigorino. Marietto, ho letto solo il messaggio senza averti letto. Un bacio a Mario Pirolla. Chi è Traoré in confronto a Juan e Lorenzo? Nessuno. Angela, proprio nessuno, no. Però Juan Jesus l'ha tenuto bene nel primo tempo. L'ha tenuto bene con l'aiuto di Lorenzo, senza dubbio. Un paio di volte è scappato, un paio di volte è riuscito comunque a scappare. Era un pericolo costante anche la sola presenza, perché poi non si intestardiva sempre nel dribbling, in alcune occasioni la dava anche di prima e si creava un pochino quella rumba là davanti. E molta attenzione, il che significa avere tutta questa attenzione, significa essere un po' più bloccati e costringere il Napoli a sviluppare solamente sulla destra, il che ti rende un po' prevedibile, il che contro una squadra come Barcellona è chiaro che ti limita. Basta, non capisco perché Insigne sempre titolare mentre Mertens è sempre in panchina. Se proprio deve giocare mettiamolo terzino al posto di lui e facciamo avanti Mertens o Nas. Andrea, io capisco il tuo messaggio, lo condivido. Capisco farlo giocare quando serve, quando sta bene, può star bene e può dare ancora una mano. In questa partita nello specifico va bene cominciare, va bene il sacrificio. Nel secondo tempo mettimi a Mertens al posto di Insigne, lascia pure Elmas là, se non vuoi, perché Elmas ha giocato benino stavolta sulla destra. O può giocare Elmas a sinistra e ci metti un asso a destra, Mertens al posto di Zielinski, Demme al posto di Zielinski. Si potevano fare dei cambi secondo me un pochino più impattanti. Mamma mia, like per i cambi impattanti, mi è riuscita proprio bene, forza bevo. I like impattanti, no, i like impattanti, i cambi impattanti, come a Messico 86. Tu dribblali tutti come fosse Traoré. Vedi che poi diventa anche trasparente. I like impattanti. Dai. Zambo assigna. Anch'issa al contrario. Spero che Spalletti non cambia più Osimhen, un attaccante come lui deve giocare 90 minuti, Mertens a supporto di Osimhen, perdiamo troppo e ci abbassiamo, non va bene, ci vuole un vice Osimhen, uno tipo Beto, bello Beto come nome. Sono d'accordo che quando poi ti manca Osimhen non puoi manco fare la pallata,
Io capisco che Osimhen insomma spesso è fuori gioco eccetera eccetera, ma se vogliamo veramente aumentare la capacità finalizzativa e la pericolosità in attacco, sono d'accordo con te, devono giocare insieme, non c'è dubbio. Stasera comunque buona partita, migliore in campo Fabian, ho trovato un ottimo anche Jesus e Koulibaly, qualche errorino Rachmani che secondo me ha avuto un po' paura, e Male Mertens non dà sicurezza. Perché Male Mertens, Losco? Non ho capito proprio. Male Mertens da dove ti esce 10 minuti, ti rincorsa gli avversari, ha avuto pure l'occasione quel passaggio di Elmas alla fine. Tutto il resto sono d'accordo, Male Mertens proprio non lo capisco. Non abbiamo giocato male, ma sembrava avessimo paura di attaccare, paura di sbilanciarsi, un pochino come abbiamo detto anche con l'Inter. Se non segni non puoi permetterti il lusso di non mettersi Messi e Ortes. Messi e Ortes. Ah, Meret, ok, sì, allora è chiarissimo, Losco, e ti sposo tutto il messaggio. Gira che gira, segnano solo i centrocampisti, gli attaccanti zero. Ancora un gol di Zielinski. No, infatti si era sbagliato, intendeva Meret. Alle volte esiste anche l'autocorrezione che sa, il telefono o il computer sa che uno tiene Mertens sempre nei pensieri, sempre in testa, e ti corregge Mertens perché magari l'hai scritto più volte di Meret. Capita. Nel secondo tempo mi chiedevo se fosse meglio Osi per respirare o sorprenderli, o Mertens per gestire di più e riempire l'area non valendo più il gol fuori casa. Al Maradona sarà come una partita secca, senza dubbio, è una di quelle finali, se le vogliamo chiamare così, perché piace tanto ai giornalisti chiamare le cose finali. Si dirà il Napoli favorito perché gioca in casa, tutte stupidaggini. Sarà una partita secca, è giusto parlarne così. Facocero, chi è Facocero? Non era il suo giorno, non era criticare, non può eccellere sempre se sta sottotono, cambio. Forse state parlando di qualche altra cosa che non ho capito. 30 like, forza ragazzi, ce la potete fare. È un ottimo risultato, non è il Barca di tempo fa, ma nemmeno quello di inizio anno. Hanno fatto tanti acquisti, più allenatore, non mi pare che le altre italiane hanno fatto meglio contro Real, eccetera eccetera. E senza dubbio, poi alla fine abbiamo visto ieri l'Inter perde con Liverpool, vediamo cosa faranno Lazio e Atalanta oggi. Però insomma il Milan e facevo questa riflessione anche con Guido ieri, cioè le prime 3 del campionato italiano che si stanno giocando questo scudetto, e l'Inter perde 0-2 anche giocando una partita interessante, ma alla fine 0-2 perde in casa. Il Milan è già fuori e il Napoli contro il Barcellona ha fatto quello che ha potuto fare, più di questo era difficile. Questo per fare una riflessione sul campionato italiano che mi sembra un po' indietro rispetto agli anni precedenti come qualità generale. Un Inter nel campionato italiano basta a spaventare tutte le avversarie, se vanno poi in Europa soffrono contro quelli che in questo momento sono parecchio lontano dal Manchester City, parecchio lontano. Un po' di spocchi a Savi, che dichiarazioni? Me le dovete dire perché ovviamente non le so. Non capisco perché Mertens non giochi. Aldo, teniamo un timore qua, qualcuno di noi teniamo un timore, che è quello di non dargli troppo lustro, di non fargli fare gol. Non dico di non fargli fare gol, ma non dargli troppo lustro, perché se Mertens risulta decisivissimo diventa ancora più complicato privarsene e rinunciarci a fine anno. Sembra una dietrologia, sembra una cosa campata in aria, una cospirazione. Spero fortemente di sbagliarmi, però il pensiero sta strisciando questo pensiero. Si sa qualcosa? Io no, qualcuno degli amici bellini ve lo farà sapere. Fernand Offer, bellino Marco Dan. Non capisco perché arrivati alla fine ha messo tutti i piccoletti al posto di lui, Petagno. Anche Pepo, anche l'ingresso di lui, no,
No, perché poi sì, non sei passato più o meno a 5, ma era un macello. Quello di Malquit era obbligato, era obbligatorio perché dovevi spostare un as, abbassavi Dem e mettevi Malquit là, era obbligatorio. Ma se Mario Rui, che comunque difensivamente, non lo so. Con questo Barca se gioca con la Juve vince 3-0. Comunque questo Barca se gioca con la Juve vince 3-0. Vediamo, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Il mio ricordo di Mertens sulla fascia è ottimo, sapeva rientrare, sapeva tirare a giro, anche meglio di Insigne, e soprattutto era bravissimo a trovare il fondo mettendola poi benissimo al centro. E non hai un ricordo sbagliato, amico mio, non lo hai, sicuramente non gli chiedi di fare tutta una stagione da ala pura, ma una partita, una mezza partita, 20 minuti sicuramente lo può fare, e lo vedete che ha freschezza quando entra, che rincorre gli avversari. Non pensiamo, non facciamo l'errore che Zielinski la fa la sua partita, però possono anche dividersi i minuti, perché grande Zielinski, grazie Zielinski, perché tu c'hai il gol nelle gambe e lo hai fatto, però poi nel secondo tempo un po' ci è sparito ed è lì che puoi sfruttare Mertens. Cioè noi abbiamo, si parla di questa famosa panchina della, chi si può permettere Mertens in panchina? È lui, ma se non lo facciamo manco usare, se non lo facciamo giocare, averlo in panchina non è un lusso, è un errore proprio a tutti gli effetti. Quindi Luca Leardi che parla con Polli, che si scambiano cuoricini. Sono orgoglioso di essere un polacco e un fedele tifoso del Napoli. Zielinski, Anghissà e Koulibaly hanno giocato in modo delizioso. Grande Tomasz Urvavac. No, mi ricordo quella frase che tiene degli occhi bellissimi, ma non te la dico. C'era un'altra frase. Misciu, ti posso chiamare Misciu? Solo i polacchi possono capire, e se parli anche italiano, che tu la traduci, Misciu. Dopo, se vogliamo finalizzare meglio, vendiamo Osi e prendiamo un altro hihi. Non è facile né vendere Osi né trovarne un altro con cui poi sostituirlo. Già probabilmente ma sostituirà Mertens. E ci siamo. Col Cagliari andrei così per far riposare alcuni: Ospina, Di Lorenzo, KK, JJ, Rui, Fabian Dem, con un turno di riposo per Rachmani e manco è una cattiva idea. Fabian Dem è obbligatori, un as Mertens, Elmas, Insigne, Osimhen. Secondo me è una formazione logica. Buonasera Vincenzo, oggi ottima partita di Insigne, ha dato il suo contributo in attacco ma soprattutto ha aiutato JJ a tenere a bada la bestia Traoré. Sul finale siamo d'accordissimo, il contributo in attacco Vince, ho visto veramente poco, È un ottimo risultato, non è barca tempo fa, ma nemmeno quello che l'abbiamo vista già. Ragazzi, quando potete riscrivere, sono io che devo andare più veloce senza dubbio. Like di merito. Per me Mertens parte titolare lunedì, speriamo bene. Che ha detto Spalletti e Xavi a fine gara? Sembrava incazzatello. Questo me lo dovete spiegare voi per filo e per segno. Dopo l'andata, quanta percentuale ti tieni sul 35 o alzi? Io vado a 37-38 dal 30 di partenza. Amico mio, la prudenza, vedi com'è bella la prudenza. Con la prudenza uno poi l'aspettativa poi se la può pure alzare piano piano. Tu alzi a 37-38 dal 30 e io alzo a 45. Ci teniamo quel 5% del fatto che il Barcellona sia più forte in generale, però possiamo alzare a 45 adesso perché è partita secca. Abbiamo subito troppo il loro pressing e sbagliamo molto spesso appoggi semplici, vero? In queste partite ci vuole attenzione, concentrazione e personalità. Ha detto gol del Napoli in fuorigioco netto. Già capito. Dovevano vincere con 2 gol di scarto amico. Piqué ha detto che meritavano 5-1. Vabbè, pure 60-1, figuriamoci. Però i gol li dobbiamo fare, perché se noi facciamo la classifica degli XG, il Napoli hai voglia se ne ha vinti scudetti in passato. Purtroppo però la percentuale realizzativa si paga, caro Piqué. Waka waka. Sì, poi non signate. È chiaro, poi non mi dovete far rispondere TVB a Piqué. Su quale criterio viene la trasmessa?
Spesso la partita TV8, l'Atalanta sì in TV, l'ho dovuto vedere, non lo so Stellina, si fanno delle scelte, le televisioni hanno probabilmente a inizio anno scelgono delle partite, possiamo trasmettere 3 partite di Europa League e poi si fanno delle scelte, non lo so perché hanno scelto in questo caso l'Atalanta. Inizia il countdown, -10, forza ragazzi, XG Barcellona 2.07, XG Napoli 0.84, secondo me ci siamo Francesco, mi sembra proprio la partita che mi sono scritto, Robotka non rientra per il ritorno, non lo so Valerio, speriamo bene, fuorigioco su gol di Zielinski, vabbè. Io poi ho capito che si intende per fuorigioco sul gol di Zielinski, cioè quella famosa storia è una giocata o non è una giocata, è un intervento, ne abbiamo parlato spesso e la regola non è chiara, non è colpa nostra se la regola non è chiara. C'è un lancio per Osimhen, avviene un colpo di testa, ora quel colpo di testa sarebbe avvenuto senza Osimhen? Secondo me sì, sarebbe avvenuto lo stesso, perché non stanno proprio a contatto e lui prende di testa e magari la poteva controllare di petto, no, la palla arriva e lui salta e la tocca di testa, poi la riconsegna a noi, quindi secondo me questa è proprio la classica giocata. Quello di Osimhen non si è concretizzato, non ha influito assolutamente su niente, quindi non lo capisco. Quanti giocatori perderemo? Insigne, Mertens, Malquit, Gulamo, Spina, Fabian serviranno dei rinforzi all'altezza. Allora, di questi, Insigne sì, Mertens in scadenza, Malquit in scadenza, Gulamo in scadenza, Ospina in scadenza, Fabian non in scadenza. Fabian aveva lo stesso contratto di Vlahovic, quindi vedremo se a giugno ci saranno delle offerte per Fabian o se anche lui proverà ad andare in scadenza. Sarà tosta l'anno prossimo, senza dubbio, amico mio. Assenze di Politano e Lozano pesano sul rendimento di Osimhen, pesano su tutto ragazzi, perché cioè, è anche il quando, no? È anche il mazzo. Tu uno lo perdi per un poco e fai giocare l'altro, se li perdi tutti e due diventa complicato. E meno male che teniamo un as che comunque però non viene utilizzato, e quando viene utilizzato poi non era probabilmente manco la partita per lui. Elmas sta facendo quello che deve fare come tappabuchi, però siamo pure un po' sfortunatelli, bisogna dirlo. Vista dal vivo, pessimi fischi del campo no al migliore in campo, saluti Bellini e like d'ordinanza, grande French CCP, intendi penso i fischi a Dembélé, lo può fare Mertens può fare tutto, non so di cosa ti ricordi. Mishu mi ricorda Mishu, mi dissocio. Mishu significa orsacchiotto in realtà, stavo cercando una frase carina, bellina da dire al nostro amico polacco. Allora, riguardo al mio commento precedente dico che forse la risposta al mio dilemma è tenerli entrambi in campo. Andrà per il prossimo gioco contro il Barca. Gioco contro Barca. Gabriel, I don't understand, non l'ho capita. Savi attacca, gol del Napoli chiaro fuori gioco, risultato bugiardo, meritava di segnare di più. Che partita ha visto questo tizio? Agnello, ma che loro meritavano di segnare di più è vero anche. Il fuorigioco se ne può discutere, il risultato bugiardo sì, però è una volta tanto. Vabbè, sta un po' accusando, ci sta. Buonasera a tutti, sono Enzo da Cavalleggeri. Spalletti in conferenza stampa ha detto che chissà ha problemi muscolari, lunedì non ce la fa. Grazie Enzo per l'aggiornamento. Ma qui è più fisico dell'obbligato, ma Mario Rui no. Comunque siamo sfigati perché tutte le volte si fanno male in 2 per ruolo. Bravo, anche Anghissa Lobot che è 2 per ruolo. Bravo Davide. Ci siamo stancati? Secondo me sì, tanto Angela. Però non aver perso ti può far recuperare delle energie mentali. Il problema è che siamo di nuovo corti in panchina e spero che Demme abbia 90 minuti nelle gambe. Altrimenti siamo inguaiati. Attenzione, leggo un nome importante che non solo è il nome di Giorgio Mele, che ringrazio, e tutti i messaggi che scorrono ed è colpa mia che sono troppo lunghi. A giugno non dico di fare 7 acquisti, ma almeno Singo. Bello. Singo, io proprio dove devo firmare? Che gran terzino. Fisico, corsa, tecnica, c'ha qualche gol nelle gambe, che gran terzino.
perché poi non dimentichiamo, va bene Di Lorenzo, overperformante, tutto quello che volete voi, oggi qualche pellecchia anche lui, però ci ha messo delle pezze anche lui, anche dopo le pellecchie, però c'è Vanato sì, attenzione, e ringrazio Giorgio Mele. Gol del Porto, Sarri Brossa. Prendono tanti gol ragazzi, poi magari vinceranno, ma prendono tanti gol. Stanno cagato tutto il tempo, hanno segnato solo grazie al rigore, altrimenti a zero rimani. Perché poi alla fine si può anche dire questo, stai lì, hai ragione. Alla fine a voi un rigore vi è dovuto servire. Calma. Qualcuno ha ascoltato i commentatori spagnoli che chiamavano Insigne Pitufo. Ah no, io l'ho sentito in inglese, quindi questo qualcuno me lo dovrà confermare. Sera e non mi interessa, sono felice della prestazione. Bene. Buonasera Valerio, secondo tempo un me. Si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio. Mertens gioca poco per ordini dall'alto, prepariamoci all'addio, ADL non lo vuole, non ha perdonato l'ammutinamento. Elmas a centrocampo è una possibilità sicuramente. Chi accusa è Muccusa, giusto Nicola? Oddio, riparte l'escalation di infortuni? Lo so, come sa da fare. Quanto deve essere lunga la rosa del Napoli per non finire sempre così corti? Amico mio, non lo so, probabilmente si può pensare, non credo nemmeno a un fatto di preparazione, perché questi ragazzi giocano troppo e quindi sono 2 anni che non si fermano mai, è complicato, un po' tutte le squadre stanno avendo infortuni, noi nello specifico un po' di più, quindi probabilmente l'idea di farli ruotare un pochino più, che ultimamente i cambi di Spalletti sono un po' tardivi, io capisco, tu vedi l'equilibrio eccetera eccetera, ma sono un po' tardivi, far risparmiare una ventina di minuti ad ogni giocatore potrebbe essere una soluzione, ma io non sono un matematico, per carità, non sono un matematico. Notizie di Gerardo Marino, Gerardo sta postando sul suo canale Telegram, quindi sta tutto a posto. Leggo commenti allucinanti, pensano che il Napoli gioca da solo e l'avversario non esiste, sicuramente dobbiamo sempre pensare all'avversario, perché, sì, ma perché il Barca meritava, la palla va buttata dentro, loro sono stati molto imprecisi, forza Napoli, sono stati imprecisi sicuramente e si pagano alle volte queste cose, che poi loro abbiano avuto il pallino del gioco non lo possiamo nascondere. Si scrive SSC Napoli, si legge Ospedale Cardale, Ospedale San Paolo. Ammutinamento l'avevo capito. Che poi che cacchio di rigore, anche questo è un tema. 320 siete bellissimi, il Napoli è stato miracolato. Vedete, ci sono queste due correnti di pensiero che vanno di pari passo e le capisco entrambe sinceramente. Singo è forte ma rende meglio in un 3-5-2, questo anche è una buona considerazione. In casa facciamo molta più fatica che fuori casa, però questa considerazione, guarda, su Singo, mentre ci ragiono, è chiaro, essendo uno che spinge molto, ti fai tutta la fascia, eccetera, eccetera, ma anche su un Hernandez si può dire la stessa cosa e alla fine lo puoi schierare terzino, quindi non penso ci sia problema. Lo stesso era Di Lorenzo con l'Empoli fondamentalmente. In casa facciamo molta più fatica che fuori casa e speriamo proprio di no. Sto leggendo gente che sta criticando questo gareggio a Campo, siamo al ridicolo e basta. Il Napoli ha comprato un terzino, dove sta? Non lo vedo. Se è una domanda la risposta è no, siamo sempre in attesa di notizie su Oliveira. Allora, rigore, un presunto, e dico presunto fallo di unghia è da considerare rigore. Mi faceva notare Antox, e questo potrebbe essere un tema, quello stesso fallo di mani, perché poi quindi c'è, a centrocampo lo chiami? Questa potrebbe essere una di quelle cose su cui riflettere, però non lo so. Per l'anno prossimo, perché poi voglio sentire sempre quei discorsi rigorino, questi sono rigorini, il rigore è una cosa seria, quei discorsi che si faceva quando noi chiedevamo i rigori netti, il rigore è una cosa seria, il rigorino non si dà, li voglio sentire anche oggi. Per l'anno prossimo Natruanu Prevet, di quelli là, non so se posso dire, sei carino a mantenerti amico mio. Dal Camp Nou era evidente, Osimhen troppo isolato e Napoli troppo molle. Francesco Fucci da Barcellona Azzurra con le sue fotografie in tempo reale sul mio Telegram. Grazie Francesco, e l'evidenza è risultata anche a noi. Poi avete visto, non so se
stesse immagini probabilmente sì, molto grandangolare le telecamere del campo, no, quindi vedi bene, vedi molto più campo rispetto alla Serie A. E ringrazio Alessio Marigliano, cambi tardivi, rigore non dato, buon dato, e buonasera a tutti. Alessio, alla tua è sempre acqua perché è troppo presto per bere. E il rigore su Osimhen continuano a parlarne. Chi se ne fotte del Barca e del Camp Nou? Che significa? Sono i nostri avversari, ce ne dobbiamo fottere, ce ne dobbiamo assolutamente fottere. Chi offende il Napoli a boffa mazzate. Comunque dite quello che volete, ma il centrocampo anche sta Fabio è tutta un'altra storia. Ok, a noi è piaciuto Lobotka, a noi Lobotka serve per certe partite, probabilmente è anche più funzionale, però probabilmente avremmo anche potuto soffrire di più senza uno dei due, uno dei Fabian Anghissà, perché ci mettono tanto del loro, tanta fisicità. In questa partita, se tieni il possesso della palla, ti puoi anche permettere un Lobotka, e quindi Lobotka comunque ha fatto anche partite difensivamente interessanti. Ragazzi, è bene averli tutti, cioè siamo in problema serio, perché adesso ci mancano tutti e due. Io non me la sento, capito, di scegliere i titolarissimi, anzi è proprio una cosa di cui ci dobbiamo dimenticare, capito? La formazione ideale, questo è meglio e questo è quell'altro. Ogni tanto vanno fatti ruotare, se no ci troviamo in difficoltà. Santino, ma quale fuorigioco d'Egitto? Ma mi faccia il piacere. Lo so. Volano tutti i messaggi. L'impressione è che la squadra debba capire Osimhen, ma anche viceversa. Una prima punta non può sempre sprintare, ma anche saper legare, ed è giusto. Il pareggio è un ottimo risultato. Sono d'accordo, Antonio, sul discorso Osimhen. Spalletti dice: mi piacciono i miei giocatori, ci vuole una moto per stare dietro a Osimhen. Però anche tu probabilmente lo devi mantenere, gli devi dire di aspettare anche gli altri. Siamo sempre nel mezzo. Siamo stati vergognosi, bisogna attaccare, non difendere, vergogna. Just calma, che vergogna. Vergogna è quando perdi 5-0. Vergogna è quando perdi con la Fiorentina e comunque 5-2, e comunque non dobbiamo dire vergogna. Dobbiamo andarci piano, perché ci sono gli avversari. Ci sono partite dove tu vuoi fare delle cose e non ci riesci. Piano. Essere delusi va bene, un minuto di collera va bene, ma essere vergognosi è tutt'altra roba, amico mio. Conosci qualche posto a Napoli dove posso guardare una partita del Napoli e bere una birra in una buona atmosfera? Dovete dirglielo voi, ragazzi, voi che state a Napoli, perché gli amici che avevano i pub che facevano vedere la cosa, io ricordo, allora io ti dico una cosa, Thomas Malone al Vomero a San Martino, la birra è straordinaria e vai liscio, e all'epoca faceva vedere anche le partite. Non lo so in questo momento perché manco da Napoli da un po', però se vai da Malone non sbagli. Frank Malone a San Martino non ti puoi sbagliare. Se qualcuno ha delle altre consigli, io non le dico perché poi sono pubblicità, se non mi pagano non le dico. Atalanta Olympiacos 1-1, Gin City la pareggia, tra l'altro Manolas è in campo, e quindi dite a Piqué di portare anche Shakira a Napoli. Sì. Avete novità per quanto riguarda Fabian e Anghissà? Io spero che Fabian, insomma, sia poca roba, gli è uscito il sangue ma starà bene. Su Anghissà probabilmente per lunedì non ce la facciamo, ragazzi. Temo. Esatto, se vogliamo proprio fare un altro esempio, sì. Comunque Fabio Ruiz è stato un soldato, si vede che ci teneva, anche perché se non sbaglio c'erano i genitori allo stadio. Comunque il Napoli in generale zero qualità ma tanta quantità. Zero mi sembra poco, però in effetti non riuscire ad uscire dalla propria area in maniera pulita, ragazzi, abbiamo incontrato un avversario forte, secondo me dobbiamo ricordarcelo sempre. Però tanta quantità sì, nel senso che
col coltello tra i denti, senza mollare mai, non ci siamo disuniti e abbiamo rischiato qualche folata sicuramente, il secondo tempo specialmente con Dembélé meglio ancora che contro Traoré. Pensate un pochino quando hanno fatto quelle azioni dove di scambi stretti e lì è mancata solo la finalizzazione. C'è andata bene, si può dire c'è andata bene. L'obiettivo di quest'anno qual è? Andare in Champions, ci andiamo tranquilli. Vabbè, Enzo, ma perché stai così? Oh! Calma con le parole e anche con il fatto che l'Europa League non ti interessa. Calma. Il Napoli non cresce. Se il Napoli l'obiettivo è andare in Champions e poi usciamo ogni volta dall'Europa perché dobbiamo andare in Champions, questa esperienza per fare partite un poco meglio, e quando facciamo 1-1 tutti diciamo abbiamo fatto il massimo e più di questo non si può fare. Se noi la snobbiamo sempre l'Europa League, addirittura con questo atteggiamento, noi non cresciamo mai e andiamo in Champions League per fare le comparsate. Vogliamo crescere sotto questo punto di vista? Enzuccio, forza! Perché se poi noi andiamo sempre così, chi giocatore deve venire al Napoli? Mi dicono Dembélé si può prendere. Dembélé vuole giocare in Champions e vuole vincere. Se noi teniamo questo atteggiamento a partire dai tifosi e la società che dice che l'Europa League è un fastidio, a così non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo puntare a vincerla l'Europa League, è impossibile, va bene, ma dobbiamo fare il massimo possibile, buttando il sangue come ho visto buttare il sangue oggi. Dai. Ma anch'io non voglio uscire. Bravo Paolo, io non voglio uscire, ci sto bene in Europa League, mi diverto, mi metto la maglietta con i cosi dorati, vedo la maglietta con le cose dorate di Europa League, non sarà The Champions, ma almeno giochiamo una partita in più da giocare, bella. Non saprei. Il fatto è vale che se aspetta Osi poi gli avversari lo raggiungono, è inutile con le... sì, infatti sì, non deve aspettare, sono gli altri che devono inseguirlo, senza dubbio. Il pareggio è stato volere di Dios, sembrava non potessero segnare neanche con le mani. Mi piace pensarlo anche così. Solo i nostri si struppeano perché... Luca, io ho un'idea ben precisa sugli infortuni, poi esistono le carriere, eccetera, eccetera. Ci sono giocatori che sono top player perché sono fortissimi sempre, hanno continuità. Ci sono giocatori che sono quasi top player perché magari non hanno la qualità di un Messi, di un Mbappé, di un Ronaldo, ma non si infortunano mai. Vi ricordate Callecon? Lo stesso Di Lorenzo, si può pensare delle cose così. Vi ricordate che la formazione di Sarri erano tutti sempre integri e non si infortunavano mai? Quello significa un valore aggiunto ai giocatori. L'Inter perde pochi giocatori per infortunio. Anche quello significa aver comprato un giocatore che è più forte degli altri per questo. Quindi anche il non infortunarsi è una cosa che si paga sul mercato, secondo me. Non sono un matematico. Qualcuno non si è accorto che forse stasera avevamo il Barcellona contro, fino a 2 anni fa non saremmo durati manco 20 minuti, grande prestazione, ci sta il calo al 70° per ovvi limiti, crescita, a me piace sta cosa della crescita, Davide, perché poi magari fai una partita così, poi nella prossima c'hai un po' più di fiducia e riesci a uscire un pochino meglio, dai. Ma non scherziamo, la competizione va onorata, prendiamo esempio da Barcellona, secondo quel principio sbagliato, bravo, pure loro dovrebbero dire a me mi interessa solo la Champions, l'Europa League non mi interessa. Sì, ma infatti vedrai come verranno al Maradona convinti di voler perché questi devono vincere un trofeo, perché sennò veramente il fallimento, con tutti i debiti che hanno e con tutta la storia che hanno, attenzione, alzi la mano che avrebbe firmato per il pareggio, e onestamente io piccola la alzo, perché un pareggio a Barcellona piccola la alzo. Richiamiamo De Nicola, alzo anche qua. Non c'è dubbio. Niente attacchi personali, niente offese. Anghissà e Fabian out lunedì. Fabian 10 punti di sutura. Ragazzi, io voglio sperare, vabbè, serve prudenza anche qui perché la concussione quando riguarda la testa bisogna stare attenti, eccetera, eccetera. Spero che non sia niente di grave e che possa giocare, altrimenti
vi dico già, vi posso dire già la formazione con Elmas e Demme a centrocampo. Mamma mia, speriamo bene. Sui problemi muscolari va rivista la preparazione fisica, è possibile Pep, ti ripeto, qua andiamo proprio in discorsi scientifici dove veramente non so addentrarmi, Civi, quindi non voglio dire nulla. La mentalità pretende è proprio quella di snobbare, esatto. Meret comunque non ci ha provato nemmeno per sbaglio, affidare la porta a lui il prossimo anno, ma proprio no. Guarda, sul rigore anche io sono rimasto male che è rimasto così. Lui ha anticipato un pochino, secondo me, il tuffo, perché Fernan Torres ha fatto il passetto, lui forse non si aspettava il passetto, ha anticipato un po' il tuffo. Quando vedi che la palla va dall'altra parte, che continui a tuffarti e cadi, oramai era andata. Doveva aspettare un pochino prima di tuffarsi, secondo me ha anticipato un pochino, e quindi il famoso spiazzato. Voi speriamo che non la sentite questa musica discutibile. Secondo te un Petagna agli ultimi 10 minuti avrebbe potuto procurarsi dei falli e far respirare un po' la squadra? Bellini, pareggio onorevole. Camilla, sì. Petagna, paradossalmente, Petagna più di Mertens in questa partita qua. O Mertens lo metti prima, che può giostrare, ci abbiamo ancora qualcosa da dire, e lo metti magari dietro alla punta. Mertens Petagna anche, ma più Petagna se gli vuoi lanciare una pallata, visto che non riuscivamo ad uscire. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Quindi stasera la SPAL ci ha bombardato. Fabian sta bene, ci tranquillizza Fabio. Anche chissà, problema muscolare non ci voleva, la Coppa d'Africa si inizia a far sentire, ha giocato alla grande, occhio quindi anche a Koulibaly senza dubbio, paura, sono d'accordo, ha giocato alla grande, è proprio vero. Saluti da Carinola, grande Giuseppe. Fabian anch'issa in dubbio, vediamo un pochino. Stasera ci abbiamo provato davvero per i calciatori giocare contro il Barcellona davanti a 74.000 spettatori, uno di quei giorni da ricordare, dopo 2 anni così e con stadi italiani vuoti, senza dubbio. Barcellona sempre aiutato in casa, ma perché il Napoli gioca solo un tempo? Vabbè, non lo so se questa volta a me è sembrata più la forza dell'avversario che una scelta nostra, È sembrato 350 like, secondo me ci possiamo arrivare. Recentemente ho visto la commedia italiana Benvenuti al Sud ed è così che percepiscono. Ah, che bellino. Koham ci è. Koham è amore, non so la parola was, secondo me vi amo. Ha scritto vi amo, ragazzi. Volete lasciare dei cuori e dei like per l'amico Tomasz? Forza Tomasz Lubecki, che è troppo bellino, che ci vuole bene, ci ama. Inondatelo di affetto, vero? Lui avrebbe firmato per il pareggio. Ah, siamo ancora alle alzate di mani, è tutto lontano. Attenzione. Ah, quanti messaggi, come siete bellini. Allora, Koulibaly stasera mostruoso, secondo me Barcellona dopo stasera faranno follie. Io però penso che il numero di infortuni sia dovuto anche alla preparazione. Tutti questi infortuni non c'erano con Sarri o Ancelotti, probabilmente sono gli strasci del campionato. È anche quello il finale, secondo me è proprio così. Sta bene, ma ha avuto 10 punti in testa. Questo è Fabian, il like sempre a portata di mano, sempre Forza Napoli, amico Gianni. Non più che penso ci riferiamo ai gol in trasferta che non valgono doppio. Napoli non abbastanza forte per chiudere la barca, non abbastanza scarso per perderla. E ci sta. Rigore inesistente, poche alternative tattiche in attacco per il Napoli. Palla lunga Osimhen is not enough and I agree with you. Sono d'accordo, Andrea. La mano non la alzo, per me già essere andati a giocare a Barcellona, non dico poter sperare nella vittoria, ma non partire battuti se non è crescita questa. E anche questo è un discorso condivisibile, amico mio. Tu vuoi andare dove vuoi andare, imporre il tuo gioco e puntare sempre a vincere. Che poi sono le parole che Spalletti ci dice. Poi bisogna sempre vedere rispetto l'idea iniziale se riesci a farlo in campo. E ci sono partite, può essere l'Inter, può essere il Barcellona, dove tu ci provi, ti rendi conto
al di là della carta, ti rendi conto proprio in campo, i giocatori ce l'hanno la percezione quando gli avversari sono più forti, e puoi anche capire che non perderla non è male. In questo caso magari ancora di più, perché c'è la seconda partita secca, si parte da 0-0, quindi diventa una partita secca, più che magari nel campionato dove puoi fare dei calcoli. In questo caso non puoi fare dei calcoli più. Vabbè. Questo essere così critici era preannunciato dal presupposto sbagliato che molti avevano prima della partita. E che stiamo parlando? Esatto, perché se si racconta che il Barcellona è un avversario facile e che il Napoli è favorito, è normale che poi arriva chi dice ma era ma vincere per forza. Che è naturale. Vai, arriviamo a 400. Vola tutto. Gran pareggio, in fin dei conti vinceremo Europa League e Supercoppa Europea. Alla grande, Dario. Viva Dario Cuccia, viva te. Sì, così deve essere. Era rigore su Osimhen, me lo state dicendo in tanti, io ripeto che voglio rivederlo. Ma sì, quanto ci è mancato Anguillone Valli stasera, monumentale, ottima prova anche di Fabian che ci mette il sangue nel vero senso della parola, ma l'infortunio di Frank è preoccupante, non so, non te lo so dire, sicuramente però possiamo cominciare a temere per lunedì che non credo ce la possa fare. Tutta questa gente che sto per la presenta la bacheca del Napoli, chiedo. Rigore di Osi non ne parla nessuno, ne stiamo parlando noi. Una cosa perché siamo stanchi il secondo tempo con Inter e Barcellona, anche questo è giusto, Frank, la stanchezza, stiamo pagando anche tanti infortuni, certo infortuni nel senso la panchina più corta senza dubbio, ma gli impegni ravvicinati, vedi tanto amore? Arriviamo a 400 like, dai, per Thomas, non per me. Non pensi si possa crescere anche dal punto di vista di non firmare più per il pareggio e provarle a vincere? Sì, no, ma sono d'accordo su questo, ragazzi, sono d'accordissimo, l'ho appena detto. Se qualcuno di voi ha vedere il Frank Malone, io sarò durante la partita col Torino di maggio. Vedete che bellini, gli amici bellini che si incontrano da Malone, impazzisco. Per la prima volta in vita mia mi sono davvero arrabbiato con Spalletti. Oggi non l'ho capito. PS regolo loro inesistente. Per noi regole nette su va rivista. E la facciamo magari una va rivista domani. Cambi troppo tardivi e non solo questa sera. Il tema di Salvatore Chianese. Inoltre questa è stata la partita che farà allontanare Fabian dal Napoli. Attenzione, Fabian sicuramente si è messo in mostra oggi, sicuramente, ma come se ce ne fosse bisogno, perché ragazzi non è che una squadra come il Barcellona aspetta Barcellona-Napoli per valutare Fabian, sicuramente Barcellona, Real Madrid, le altre squadre lo stanno osservando per bene. L'abbiamo detto domenica che il loro centrocampo era superiore al nostro, ci sta la sofferenza fisica e qualitativa, piuttosto perché si è giocato troppo poco sugli esterni, non ci arrivavamo nemmeno, amico mio. Allora, un pochino, Vittorio, Juan Jesus non spinge. Juan Jesus rimane là bloccato per caratteristiche, in generale comunque non spinge. Ci si è provato un pochino dalla parte di Di Lorenzo, non gli sono arrivati palloni pulitissimi e loro sapevano come chiudere sicuramente. Un pochino tu lo puoi provare a fare, un poco meglio, siamo stati non pulitissimi nelle uscite. La sofferenza fisica ci sta, ma io insisto, più che la qualità del Barcellona, a me ha impressionato l'attacco ai nostri portatori immediato, il pressing altissimo che hanno fatto. Ci hanno asfissiato, quindi non ci permettevano di ragionare col pallone. We got lucky today. Barcelona missed so many chances, but an awesome tie in hostile environment. È giusto, siamo stati fortunati perché hanno sbagliato tante occasioni, ma è un ottimo pareggio in un ambiente ostile. Bravo Frank. Sul rigore di Ossi, se lì va a terra il rigore, se no il rigore non si dà mai. E non ci va a terra là? Non ricordo. Ma lo chiedo ad un amico che voi conoscete, se non sbaglio. me ne vado per un'idea, perché magari lui l'ha visto meglio e chiediamo anche a lui. Buonasera Valerio. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera nemici, fammi salutare col cuore tutti i macellai. Sì. In particolare uno del quartiere Stella, Mater Dei.
Che cosa volete sapere? No, una delle curiosità era se quel rigore su Osimhen, c'è stato un contatto su Osimhen, se era, perché ho visto mezzo replay e non me la sento. Se l'hai visto, se te ne sei accorto. Più no che sì, ma tanto non li hanno dati, quindi che cosa parliamo a fare, diciamo. Pure questa Cioè, nel senso che si fa il sangue amaro. Hai ragione. Quello che hanno dato, anche il peso politico delle squadre, lo diciamo sempre, cioè, che senso ha, no? Il rigore, per esempio, che ha preso il Napoli, quantomeno non abbiamo bisogno né del VAR né dell'analisi, come se sappiamo la regola, sappiamo come è stata interpretata, sappiamo perché è stato dato, poi si può discutere meno, è chiaro che a 99 squadre su 100 casomai non la danno, però non è uno come quei casi che è successo con Atalanta e Juventus, capito? Dove vedete, tutte quelle polemiche, quei litigi con la maleducazione, non mi interessa, perché dovrebbe parlare solo l'arbitro, in quel caso sì, no? Dovrebbe parlare l'arbitro prologare in modo tale, questa famosa trasparenza che io predico, intanto siamo arrivati alla 25esima giornata, no? Intanto se ci fosse dopo la partita molto tranquillamente ti spiegano che cosa hanno visto, cosa la regola, che non c'è stato nessun errore, se c'è stato un errore nessuno li criminalizza e in settimana non si parla più, e quei pochi imbecilli che parlerebbero sarebbero sempre di meno e sempre più ghettizzati come veramente l'ubriacone al bar. In questo caso il rigore è valutato mani, volontario e punto, basta. Poi uno dice sì, ma la palla è passata lo stesso, non ha deviato la posizione. L'arbitro, quello è il regolamento, quella è la valutazione, quello è stato dato. È stato richiamato dal VAR, l'ha giudicata così, non c'è da far polemica, secondo me. È lo stesso su Osimhen, è stato valutato non sufficiente per dare il calcio di rigore. Cioè non sono due interventi, cioè ti lasciano la mare in bocca, voglio dire a tutte le amiche belline, amici bellini, ma non sono interventi che ti lasciano il dubbio dell'interpretazione o del regolamento diverso. Semmai, diciamo, è chiaro che a Campo Nou, nonostante non c'erano i 98.000 spettatori ma è stato già detto che oggi abbiamo pareggiato perché comunque il campo è troppo largo rispetto agli altri. Questo è il vero scandalo della UEFA, cioè che consente comunque che ci siano delle violazioni del regolamento per quanto riguarda la dimensione dei campi di gioco, battute e passi. Quindi andrei oltre su questa cosa, proprio perché non è, oltre che culturalmente, ma neanche diciamo da un punto di vista del regolamento, interessante, molto semplice, è solo una questione di effettivamente di peso politico, lì è valutata, è il Barcellona, cioè non è il Napoli. Anche se sono 20 anni che non faceva l'Europa League, però è sempre il Barcellona. Ma non la faceva perché stava in Champions. Sì, consecutivamente, ne ha vinte anche 5, diciamo, in tutta la sua storia, non poche. Svariate coppe del mondo, coppe delle coppe, non so se 28 scudetti, insomma, di cosa stiamo parlando? Se poi vogliamo fare domande, ma siete contenti di aver beccato il Barcellona? Come no? Avevamo il Dom Perignon del 54 a una temperatura di 4 gradi centigradi, conservato solo per questo sorteggio, doveva rispondere Spalletti, cioè più pronte, sta perdendo un po' l'ironia, mister. E questa è una cosa che stiamo notando, un po' più compassato nelle risposte, meno brillante. Io gli avrei risposto così, no? Avevo queste 2 bottiglie di Dom Perignon, mia moglie mi diceva, Guido, ma no, no, non è il momento, ma per la laurea no, non è il momento. Ha detto, oggi è il momento, cara, stappiamo il Dom Perignon, perché siamo stati appoggiati col Barcellona ai 16esimi di Europa League. Sì, perché tu devi togliere il terreno sotto. Allora, ci sono tanti modi in realtà per rispondere. Maleducazione, educazione, non risponde, andare alla polemica. A me piace il caso di una non domanda, un po' di ironia. È chiaro che poi le risposte, quelle preconfezionate, più o meno deve affrontare tutto, è una cacchiata, perché diciamo, il percorso nelle coppe, se tu affronti tante squadre deboli all'inizio, arrivi fino alla semifinale, è una cosa affrontare il Barcellona in semifinale. Intanto comunque hai fatto tanti punti per il coefficiente UEFA, soldini, prestigio, anche
Pool Market, una cosa è uscire subito ai 16esimi, quindi non è la oltretutto quest'anno questo sorteggio farà fuori parecchie squadre interessanti che si devono scontrare subito. È proprio sbagliato il regolamento. Ho visto che praticamente anche per una serie di squadre che hanno fatto non benissimo come il Napoli in Europa League, praticamente c'è un taglio di squadroni subito, no? e rischia di avere dei quarti, no? Già vado ai quarti, no? Gli ottavi, già dei quarti dove puoi trovarti un quarto debolissimo, no? E quindi poi ti troverai una delle 4 semifinaliste abbastanza più debole degli altri. Però è vero. Nel frattempo leggo il Porto in vantaggio sulla Lazio e l'Atalanta che ha recuperato è in vantaggio sull'Olympiakos. Queste sono altre 2 partite che fanno fuori 2 squadre a prescindere che potrebbero puntare ad arrivare fino in fondo, come il Lipsia con Real Sociedad, insomma. Sì. Allora, ragazzi, domande a raffica per Guido. Per come ho visto io la partita, ho detto un primo tempo molto difficile perché il Barcellona giocava in 24 metri. Mamma mia, strettissimo. Sì, come veramente ai bei tempi di Guardiola. Poi è chiaramente che è una squadra una società che si sta rifondando, però è pur sempre il Barcellona, cioè il peggior Barcellona degli ultimi 20-22 anni, si sta rifondando, comunque è molto meglio del miglior Napoli degli ultimi 20 anni, quindi questa, qualche tifoso dirà, ma che cosa dice? Va bene, avete ragione, quindi infatti quando tu arrivi nel secondo tempo non reggi più all'estero quei ritmi, cioè ieri Liverpool è venuto a giocare a golf a Milano, ragazzi, cioè non ha proprio è stato il Liverpool svogliato in vacanza, appena provi un attimo lì c'è un dominio totale di testa, di mente. Barcellona al secondo tempo appena accelerato in più e tu non l'hai vista più perché comunque ti stanchi a rincorrere. Il Napoli non è abituato a rincorrere sempre la palla, è abituato a tenere il Napoli la squadra di Serie A che il maggior possesso palla e oggi il Napoli ha rincorso. Ha rincorso per tutto, mi sembra che ha completato con il 65% di possesso palla in Barcellona. Non è questione, come direbbe qualcuno, i risultati la devi mettere dentro, è che comunque noi non siamo abituati a rincorrere così tanto gli avversari e quindi anche Fabian sontuoso ha terminato la partita affaticato, Anguissà, perché mo sentiremo i disastri della Coppa d'Africa, si è fatto male, infortunio muscolare, ufficiale, eccetera eccetera. E apro una parentesi perché poi voglio lasciarvi le domande, perché poi chiaramente tutti vedono il calcio come dicono loro. Si è fatto un gran parlare sia insomma gli addetti ai lavori nelle trasmissioni, purtroppo anche qui nel canale, del nulla, come si è difeso in maniera diciamo totalmente antiscientifica, antiragionevole Ghulam. Attenzione, Ghulam poteva diventare un campione, un ragazzo d'oro, un professionista esemplare. Ghulam va solo applaudito, visto che dobbiamo applaudire il nominato perché si è impegnato, no? Però vi faccio notare una cosa: in 25 partite di Serie A, quindi prendo un intervallo temporale abbastanza lungo, diceva sono su 38, però per ora 25 ne abbiamo giocate. Il Napoli ha avuto solo 3 volte, diciamo, la rosa della rosa titolare, quindi senza attingere la primavera, con 23 giocatori. E la prima, la sesta e la 25esima. Non so se... Ok, Valerio? Cioè in queste partite aveva 23 giocatori in panchina, più... cioè tra Anguissa e Zielinski, no? Passando per Demme, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, ok? Quindi il Napoli ha schierato, diciamo, dei suoi giocatori del roster dei 25 segnalati alla Lega, 515 giocatori in 25 partite. Fate voi, diciamo, la percentuale. Le partite quando ha giocato Ghulam di più, che sono state la 20esima, aspetta che controllo, la 20esima e la 21esima, le 2 partite, poi è tornata alla 22esima. Sapete quanti giocatori erano nel roster? 15 e 16. Sono state le 2 partite dove il Napoli aveva meno giocatori di tutto il campionato. Esatto. Lo so che, come qualcuno continua a dire in qualche trasmissione, non si fa con i numeri, però non può essere un caso. Cioè,
detto ha giocato alcune perché poi cambia la partita, cioè. Poi dicevo Gulan ha giocato dopo e il Napoli ne aveva 20, 22. Adesso che il Napoli sta tornando a 23, l'ultima partita di campionato 23 non è uscito. Quindi è vero che ha giocato quelle 2 partite, ha giocato con grande dignità, attenzione, nulla di eccezionale, però ma perché Napoli aveva 15 giocatori, 15 giocatori compresi i 3 portieri. Perché no, tranne Meret, scusa, Meret non ce l'aveva, era fuori per Covid, compresi 2 portieri. Cioè. Quindi vanno anche valutate, cioè poi quando, a prescindere dal valore dell'avversario, dal piano di gara, di come si mette la partita, però, detto, appena tu ne hai 23... Che poi nessuno aveva manco cioè in settimana al massimo si era fatto l'ipotesi Juan Jesus per avere più fisicità, ma nessuno l'aveva manco più ipotizzato Gulam, nonostante sia stato inserito nella lista così. Allora tu dici ce l'hai, è a disposizione, ce l'hai, e invece probabilmente non puoi giocarti queste partite a meno che non stai veramente con i piedi di piombo, nel senso che non hai più altri giocatori da far giocare. Così. Comunque nel primo tempo se l'è giocata bene, giochiamo in 9,5 con un giocatore e mezzo in meno e vabbè, però siamo stati corti, concentrati, più o meno anche abbastanza bravi, precisi a uscire un po' dalla ragnatela. Il secondo tempo è stato di sofferenza, è chiaro l'inizio della partita è girato ancora di più a favore con il rigore, però loro hanno sprecato anche tanto, Loro oggi hanno fatto il Napoli della Serie A, cioè tantissimi tiri, ma la porta l'hanno vista veramente poco. Cioè il Barcellona mi sembra ha fatto 21 tiri, 5 nella porta, noi abbiamo fatto 4 tiri, tra l'altro tutti e 4 in porta, cioè la differenza è abissale. È vero che qualche tiro era alto, però hanno sbagliato dei gol clamorosi. Basta vedere la mia reaction, che stavo veramente in tensione per la maggior parte delle volte. Guido, c'è un tema che ricorre ovviamente. Buonasera Valerio, Guido e amici Bellini. Spero che a fine anno verrà fatta un'attenta valutazione sugli infortuni, perché questa incidenza di problemi muscolari non è imputabile solo alla sorte. E io ho detto semplicemente, non capendone niente di preparazione, eccetera, eccetera, ho detto semplicemente che esistono dei giocatori che si infortunano di più e altri che non si infortunano anche mai, e fa parte secondo me della scheda tecnica di un giocatore l'avere una capacità fisica di resistere, la resistenza, insomma esiste, no? Essere top player anche perché non ti fai male mai. Senti, possiamo avanzare delle ipotesi sulla base di ragionamenti seri, medici, scientifici e di calendario, senza dare nessuna condanna, anche stasera si strazzano testerini come se piovesse, senza dare nessuna condanna. Dobbiamo considerare che sono 2 stagioni anomale, no? Con uno stop and go e una ripresa in estate, con calendari affogatissimi, quella competizione per nazioni assurda, poi l'europeo quest'anno, cioè quando sono la Coppa, cioè sono 2 stagioni male, dove c'è una preparazione un po' per tutte le squadre non come ottimale come gli altri anni, ma soprattutto è stata la prima stagione a seguito di quella del Covid, dove ci si è fermati a marzo, cioè i giocatori sì, è vero, si allenavano a casa perché non potevano andare, ricordate, nemmeno nel centro sportivo o sul terrazzo di casa, e la paghi. L'altra cosa, quella che dici tu, la studiai in quei corsi, è assolutamente vero, d'altronde lo vediamo anche in giocatori che vanno in altre squadre, no? Che hanno questa attitudine maggiore, ci sono degli autentici Iron Man, c'è l'età, no? Perché Cavani ci ha messo una vita prima di incominciare ad avere infortuni, quindi ha passato Napoli, Paris Saint-Germain e poi Manchester, adesso anche lui ha dimostrato di essere umano, eppure diciamo la vita, l'alimentazione, l'allenamento, la preparazione del Paris Saint-Germain era totalmente diversa da quella del Napoli di Mazzarri, perché poi lui è stato pochi anni, Cavani 3, 104 gol. Lo stress, e poi c'è un altro aspetto, che quando tu incominci ad avere meno giocatori in rosa, sforzi ancora di più oltremodo quelli che hai, e quindi il rischio
e questi si infortunano, ogni partita in più che aggiungi diventa, non voglio dire esponenziale, ma la percentuale cresce, una percentuale in base a quello che poi sono test tecnici, atletici, di sforzo fisico che le società tutti hanno, non ti credere, dalla ultima in classifica, e che ovviamente non ti stanno a dire per 1000 ragioni. E quindi noi abbiamo avuto l'anno scorso, per varie sfortune, delle situazioni dove eravamo ridotti all'osso, che casomai piano piano le stai pagando, non le hai pagate la settimana dopo, anche un mese dopo non le hai pagato, le stai pagando ritardi. Anche quest'anno noi abbiamo avuto periodi di grande sofferenza dove dice lo stesso hai ricimolato punti e però poi la paghi adesso. Secondo me sono tante cause, quindi non solo il fatto del cambio di parziale di staff, perché poi non è che andò prima via solo De Nicola, cioè, ho letto un collega che ha detto fate tornare, cioè questo è molto grave, però non sembra, perché poi io vengo qui per attaccare i colleghi, no, però dobbiamo un po' alzare il livello un po' tutti, cari colleghi. Uno non può scrivere su un testo fate tornare De Nicola, assumetelo subito. De Nicola non è un disoccupato, ha avuto un contratto sta a Dubai, ma insomma, che cacchio, dove vivete? Perché poi da questi piccoli particolari, e poi ce ne sono anche più grossi, come quando senti in trasmissioni l'allenatore ha sbagliato a non schierare tipo Pinco Pallino una volta, Gulam era squalificato, per dire, ci sono stati casi, io mi ricordo tutti, come lo schierare, quindi cacciate questo no perché non capisce niente, perché doveva mettere, e non stava manco in panchina, cioè quando proprio squalificato, cioè, se ne sentono un po' troppe, perché poi bocciamo gente, ormai bocciamo pure quelli delle altre squadre, cioè, ci prendiamo, non siamo più contenti di bocciare i nostri allenatori, Elmas insufficiente, tutte queste qua, adesso dobbiamo bocciare pure i giocatori delle altre squadre. Aggiungo a questa riflessione una cosa, me la sono ricordata, me l'hai fatta tornare in mente tu, una riflessione che facevo anche con il resto dello staff di Caffè Napoli. Non è un caso, secondo me non è un caso, no? Ogni volta che affrontiamo l'Inter ne usciamo mal ridotti anche per infortuni, eccetera, eccetera. Secondo me certe partite ti richiedono uno sforzo tale, la tensione, l'importanza della gara e quindi il muscolo ne risente, anche uno sforzo tale fisico proprio vero e proprio che ti può portare a più infortuni di questo tipo, e questa credo che era una di queste partite qua. Con l'Inter ormai sono 3 stagioni che facciamo la conta dei feriti dopo la partita, a parte i punti che perdiamo. Sì, è vero, cioè non è la stessa cosa affrontare il Benevento, il Maestro Sardi messi tutti titolarissimi, e poi anche se oggi ha scaricato la colpa in un'intervista contro i giocatori, queste cose non mi interessano, trovo il senso. Anche in questo comunque la colpa dei giocatori è una dimostrazione di una società che deve crescere ancora molto, perché se dei giocatori hanno a inizio campionato già la presunzione di decidere loro cosa giocare e cosa meno, non sei una grande società, mi spiace. Quando dico Napoli era quinto posto e ti attacco, si costruisce oggi il pareggio, praticamente il Napoli è quasi fuori dalla competizione, Valerio, diciamo, non mi piace dare percentuali, perché non è che ti aspetti un Barcellona che viene a Napoli, difende, cose, sempre il pallino loro l'avranno e avrai difficoltà. Questi giocatori, chi guadagna il Napoli? Anche perché non è come la Champions League che giocano fra un mese, giochi subito, quindi potresti recuperare. E poi in che condizioni? Lozano, quello è per dire, questi, cioè, oggi il Napoli aveva la squadra titolare tranne Politano, perché ormai questa è la squadra titolare, non è che perché era partito titolare Anguissa con Fabian, poi Lobotka, cioè, ha fatto bene in sua assenza, però diciamo oggi il Napoli ha giocato con i titolaristi, non ha schierato Fabian Ruiz, Mario Rui, per scelta tecnica, per arginare il nostro potere fisico su quella fascia, ma non perché era indisponibile. Quindi questo è il Napoli, cioè, manca giustamente l'alternativa su Morale, anche loro avevano un'assenza importante, quindi il pallino a gioco, se tu hai speranze di qualificazione oggi devi vincere 2-1, e già è risicata perché loro possono tranquillamente venire a passeggiare. Ma io mi aspetto la stessa partita. Il risultato è epocale perché il Napoli prima di Gattuso ha sempre perso con le squadre spagnole, e finalmente noi rompemmo questa tradizione, ve la dico proprio statisticamente, con il Real Sociedad, che vincemmo fuori casa una partita di grande sofferenza,
poi pareggiammo in casa e poi abbiamo fatto 1-1 e abbiamo perso con il Barcellona e poi abbiamo perso anche col Granada purtroppo. Quindi noi con le squadre spagnole, Villareal, abbiamo sempre perso in terra di Spagna. Dobbiamo sempre tornare a Fonseca, quella partita. Sì, ma sto dicendo, sì, no, quello sì. non è il Napoli di De Laurentiis, io sto facendo il confronto Napoli-De Laurentiis. Il Napoli De Laurentiis con le squadre spagnole fuori casa ha sempre perso e poi col Villarreal c'è stato eliminato, ho fatto 0-0 in casa col Villarreal, pure 1-1 dopo aver perso di 2-1, quindi è un passettino in avanti. Per la qualificazione sì, puoi fare le frasi retoniche, facciamo la partita perfetta, però sui 180 minuti il Barcellona è più forte, oggi l'ha dimostrato, cioè oggi tu hai strappato un pareggio, è vero, con un rigore generoso, però loro si sono mangiati, quante volte si mangeranno tutti quei gol, no? Speriamo tutto puoi beccare la partita sfortunatissima in Barcellona, dove le prime 2 azioni il Napoli è chirurgico, fa finalmente gol e chiaramente ti metti in difficoltà perché poi devono recuperare la partita. Chiaramente poi col 2-2 si va ai supplementari e non passa più il Barcellona, però anche lì quindi è un Ponticino che ha imparato a affrontare una squadra molto forte che si difende benissimo e che veramente fino alla fine, perché il primo tempo noi eravamo alti, loro erano alti e si giocava in pochissimi metri, era bellissimo vederlo. Il secondo tempo noi eravamo bassi e si giocava negli ultimi 30 metri, purtroppo non più nei 25 metri di centrocampo, ma nei nostri ultimi 30-35 metri. Però deve servire da lezione. Elmas, secondo me merita un po' di scuse generali. Io mi metto in testa al corteo, l'ho sempre difeso e ne ho sempre sottolineato anche nella partita con l'Inter, che poi alla fine lui arriva a creare quell'occasione poi sventata da Handanovic, però in molti abbiamo detto a destra così e così, eccetera eccetera. Elmas a destra buona gara. Tra l'altro il gol viene da uno strappo suo, una sterzata che non ti aspetti, fa fuori il difensore e consegna a Zielinski quella doppia occasione che poi ci porta in vantaggio. Allora, quello che voglio dire su questo tema, Valerio, è che tutti hanno diritto a esprimere la propria opinione, anche volgarmente. Chiaramente io non amo, non nel calcio, mai nella vita la volgarità, quindi giro le spalle e me ne vado, perché che cosa posso argomentare con una persona volgare? Cioè, siamo su 2 piani diversi, quindi non ci sarebbe niente di divertente. Quello che a me dà fastidio e vi consiglio di incominciare a valutare, perché io qui non sono per imporvi il mio pensiero unico dominante, già ce l'abbiamo in Italia per altre cose, a ricordarvi la coerenza delle valutazioni all'interno della stessa partita o di altre partite tra i giocatori diversi. Nel senso, se c'è un giocatore che ha giocato malissimo, però ha fatto una giocata vincente e si chiama in un certo modo, ira di Dio. Comunque, è vero che il calcio è fatto di episodi, però lì poi non è una questione di risultatisti del maestro Fabio, è una questione appunto che dobbiamo decidere, chiamiamole le regole di ingaggio, cioè noi quando valutiamo un giocatore, a prescindere che non sappiamo i compiti e non fanno mai queste domande che l'allenatore gli ha dato, però alcuni parametri li possiamo prendere, non so, passaggi sbagliati, contrasti, tiri sbagliati, alcune valutazioni puramente oggettive. Questa stessa regola di un giornalista, un collega, dovrebbe valere per tutti i giocatori, cioè se tu hai questo metodo di valutazione, questo metodo vale per tutti, non per il tuo figlioccio. E invece vedo delle situazioni schizofreniche che, e poi ti rispondo dal mio punto di vista, che poi alimentano qualunquismo, a volte anche violenza verbale e principalmente lì ha ragione Fabio nella sua battuta tristezza, no? Perché poi alimentano dei tifosi molto tristi anche nella vittoria, no? Cioè noi abbiamo creato un paradosso, Valerio, a Napoli. Io chiaramente dovrei fare una rimprovero a Valerio per la disattenzione dell'ultima volta, ma nessuno è perfetto e siamo tutti stanchi per quello. Però invece vi farò un regalo. Dicevo,
Questo sta alimentando un popolo napoletano veramente contrario a quello che sono, voglio dire, almeno 85 anni di storia non voglio dire 75, voglio salvare i primi anni di De Laurentiis, molto 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 problematico, cioè non è del DNA del tifoso napoletano. Il DNA del tifoso napoletano è sempre stato quello di avere una grande umoralità, sì, cioè quindi entusiasmo e depressione assolutamente, sempre. essere anche troppo facile nell'esaltarsi nella possibile vittoria, sì, ma così incattivito, depresso, cosa? No. E lo vedi anche nei giudizi dei giocatori. Cioè Elmas quanti anni ha? Primo. E quindi se arriva uno, quante partite da titolare gli facciamo fare? Non in una stagione, di seguito, diciamo, tu dici, lui ha fatto almeno 10 partite, diciamo, quante volte gioca nello stesso ruolo, quante giocate vincenti fa? Perché dice oggi Elmas, però questa volta questo ragazzo sta spesso nelle azioni vincenti del Napoli, cioè, è un giocatore che va sempre all'attacco della porta. Quindi non è che dice sì, perché oggi abbiamo incensato Insigne perché si è sacrificato il ragazzo nei raddoppi, e chi lo mette in dubbio? Però ecco la coerenza. E non mi è piaciuto l'atteggiamento in settimana e anche nei commenti alcuni nel canale. Una cosa non si può dire di questo ragazzo, e lo dice Spalletti, chi lo allena, e quindi nessuno di noi ha il diritto rispetto all'allenatore. Ha detto questo ragazzo corre sempre, lo devo fermare in allenamento e in partita. Quindi sentire che è svogliato, no. Al massimo è disordinato, a volte tecnicamente, tatticamente, sì. Ma sentirsi dire che un ragazzo che è svogliato entra in campo, io ho letto di un ex calciatore, ha detto 10 minuti andava cacciato dal campo. Ecco, questa è una valutazione che mi preoccupa, perché poi invece dobbiamo tenere 84 minuti Insigne ed è intoccabile, perché il capitano, noi abbiamo un caso Elmas e io ve lo dissi all'inizio del campionato, ho detto non c'è nessun caso dal punto di vista tecnico, come si chiama, poi dissi il presidente ha deciso, non lo vedremo più in campo più di 10 minuti, e sono 1, e sono 2, e sono 3, e sono 4, come si chiama, e così sta avvenendo. Significa, scusate se sono stato pieno, significa, scusate, che oggi tu non la vai andare a vincere la partita, perché il cambio all'84esimo Valerio non è un cambio per andare a vincere la partita. Poi quell'azione lui se la fa, prende palla, va avanti, la passa, va in profondità, gliela passano e tira al volo, e non era manco facile perché la palla era alta là, e può beccarla sporca e prende l'incrocio delle palle, vabbè. Però è casuale, non è tu dici io faccio un cambio per vincere la partita, almeno 20 minuti li devi mettere come ha fatto il Barcellona, non manco un quarto d'ora. Poi vabbè, ci sono stati tanti minuti di recupero perché l'arbitro è uscito pazzo, ne ha dati 6 più infortunio, ma quella è la casualità, Valerio. Però tu hai fatto un cambio al 84esimo e oggi all'82esimo. Quindi è un chiaro segnale che tu stai amministrando la partita. Su Elmas ha fatto una partita interessante e poi nel secondo tempo, Valerio, quando tu devi sempre rincorrere l'avversario perché c'hanno sempre loro la palla e comincia a soffrire il centrocampo, soffrono un po' tutti, però non gli possiamo dire nulla. Su quella giocata però è una giocata di classe, stop di tacco, passaggio preciso all'Amsic, quindi perché quel passaggio che sembra semplice, no? Però te la mette sul piede a scorrimento. Per la disponibilità del tiro al volo, non c'è niente. La porta, con tutto lo specchio della porta, eccetera. Lui il suo l'ha fatto in quella giocata. È un giocatore che ha potenzialità e deve crescere, solo lui sa se potrà crescere, però vi ricordo che Jorginho ha alzato i 3 più importanti trofei continentali per una squadra, la Champions, la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo, e per non so quante stagioni ci siamo sentiti la solfa che lo dovevamo accompagnare all'aeroporto. Noi piangeremo molto l'anno prossimo l'assenza, lì si sentirà di qualità di Fabian Ruiz. Fabian Ruiz è un giocatore che se vuole, se le stelle lo accompagnano, perché tu devi avere anche la fortuna di non farti male, può diventare un campione. C'ha la tecnica, c'ha la testa, c'ha il fisico e c'ha secondo me proprio la fame di diventare un importante in mezzo al campo. E noi io gli auguro, come a qualunque giocatore anche di altre squadre, ogni bene, poi ovvio uno è più contento della sua squadra, però noi potremmo trovarcelo alla Jorginho a vedere alzare i trofei importanti. Poi chi critica queste persone continuerà a vivere la sua vita, come direbbe De Luca, il nostro governatore, per se non getti, no? E questi alzano i trofei. È chiaro.
Estendo questa domanda che hai già tratteggiato. Diventerà un caso Ciro, visto che nelle partite precedenti entrava verso il 50°, adesso solo negli ultimi minuti. La estendo a quello che dice anche Giacomo. Voglio chiedere Lumi a Guido sul modo di gestire i cambi, perché noi abbiamo praticamente due squadre forti, ma Spalletti predilige un alto minutaggio di alcuni. È vero, ma questa cosa io ve la feci notare all'inizio quando incominciai a fare lo schemino. Con le tabelle che ci ha fatto vedere Guido, no? Con i minutaggi, con le cose. Noi facciamo pochi cambi, li facciamo tutti tardivi, non è solo oggi, a volte molto tardivi, e in alcune partite dove, tra l'altro, paradossalmente, vedi la partita con la Roma, altre partite dove avevamo i giocatori, avevamo più giocatori da poter cambiare, ne abbiamo fatti 3. Non parlo delle partite dove tu eri quelli 16 giocatori e quelli erano, quindi questa tendenza prudenziale ce l'abbiamo. Su Mertens aspettiamo, io ho detto non piangerò queste 13 partite che mancano, però si sentirà la mancanza, soprattutto se vanno via Fabian. Io penso già al futuro, perché ovviamente se le cose andranno male sarà perché abbiamo venduto Insigne. Comunque la partita di oggi per la qualificazione, la retorica che dirà lascia aperta 50, anzi abbiamo il vantaggio perché giochiamo al San Paolo. Io ho detto che sarà un'altra partita secca, che ci dobbiamo probabilmente aspettare lo stesso andamento, perché Barcellona è una squadra forte e non si può negare. Tutto il discorso del Barcellona non è quel Barcellona di un tempo, non esiste proprio. Juve Napoli 1-1, poi mi sembra 4 vittorie consecutive, uno con l'Inter, Barcellona con l'Ester 2-2, tutti felici. Grande Napoli, stasera tutti tristi. Il Barcellona ha speso 150 milioni a gennaio per sta partita e per sistemare la stagione. Un grazie a Fabio Versatile. Non so chi, io posso rispondere per me stesso, io sono tutto purché che triste, sono molto soddisfatto della prestazione perché la squadra quella è, sono molto soddisfatto comunque il risultato che nel nostro piccolo, nel processo spero di crescita, e incomincia a essere un risultato storico, non è che vai sempre a pareggiare al campo, no, quindi non c'è nessuna tristezza, semmai la calma di dire non abbiamo già passato il turno, la calma di se la partita diventa anche una palestra, un insegnamento per incominciare a affrontare, poi non è che sono tutti palleggi, cioè il peggior Barcellona degli ultimi 20 anni comunque è più forte di molte squadre in Italia, no? Ma senza dubbio, questo ce lo disse, guarda che me lo disse Moschella prima di questa intervista qua. Facemmo praticamente la stessa intervista 2 anni fa, quando dovremmo affrontare il Barcellona ad agosto. E già allora si diceva, ma non è comunque il Barcellona, c'erano ancora Messi, insomma, così, non è il Barcellona di Guardiola. E Moschella mi disse, ma il Barcellona, questo qua che è così e così, in Italia arriva primo a mani basse, ma probabilmente sì. Sì. Su 38 giornate sì. Poi nella doppia sfida puoi pure uscire con un Inter, ma su 38 giornate sì. Però esatto. Quel Barcellona di Guardiola è probabilmente, io non mi piace ragionare per assoluti, probabilmente la squadra più forte di tutti i tempi dell'epoca del calcio moderno, perché poi io lo divido il calcio sportivo, il calcio industriale e il calcio finanziario. A cavallo tra il calcio addirittura industriale e finanziario, delle due rivoluzioni, più del Milan, diciamo, proprio è imbarazzante, perché la capacità non solo di palleggio, di recuperare la palla in meno di 6 secondi, quanto pretendeva Guardiola, e poi è come è capitato a Sarri, no? Avere tanti talenti nel loro momento migliore psicofisico, di maturazione, anche insomma proprio come freschezza atletica, quindi non puoi paragonarti ai migliori, non sarà stato il migliore, puoi prendere un'altra squadra, però non puoi paragonarti a una squadra da 9,5, è ovvio che esci battuto, no? Anche la Ethan Volley di Giulio Velasco, no? La generazione di fenomeni, poi non l'ha più riavuta. L'Italia ha vinto delle coppe del campionato europeo, della World League, eccetera, ma quella generazione di fenomeni non l'è più avuta, sia come tecnica, come testa, come fame di vincere, come compattezza del gruppo. Poi nello sport ci sono anche, insomma, gli squadroni che ti rimangono nei famosi almanacchi. Però è sbagliato, diciamo, come quel Barcellona sì, ma è scarso rispetto a se stesso, non è scarso rispetto al
È chiaro. Allora, Mario ci dà uno sguardo anche verso il prossimo futuro. Con Lobotka infortunato, anche chissà pure, e qua Guido, il famoso discorso, adesso come si fa a togliere Lobotka? Non vi preoccupate, Lobotka infortunato, non vi preoccupate, anche Anghissà, quindi ci siamo trovati di nuovo a non dover avere questo problema. Fabiano col trauma cranico, ma speriamo di recuperarlo. Nel caso in cui ne avesse per più tempo, la coppia e mezzo potrebbe essere Demme Elmas o Demme Zielinski. Tu come la faresti? Dipende chi vuole sacrificare. Io non conto niente, Valerio, non lo so. Oggi abbiamo beccato la formazione, quindi siamo sempre, nonostante io sono mezzo rotto, Spalletti lo vediamo proprio spento, però continuiamo a essere in sintonia culturale e tecnica. Nessuno dei due rende bene in quella posizione del campo, mi riferisco a Elmas e Zielinski. Dipende cosa pensa che potrà fare il Cagliari, che partita vuoi fare, e diciamo io preferisco sacrificarmi solo Elmas ma mantenere Zielinski in quella posizione dove è incisivo, oppure metterò sotto punta Mertens. Io penso che comunque Fabian verrà recuperato, Anghissà no al 100%. Ok, sì. E se volete sapere la mia, chissà, però lui ha detto anche perché casomai rischi che poi si rifà male, allora sta 3 mesi fuori. No. E io metterei Zielinski dietro e Elmas più avanti. Questa è la mia. Pure secondo me, se devo scegliere, scelgo, cioè, ha un pochino più di esperienza in quel ruolo, per quanto nessuno dei due è ottimale in quella zona. Devo dire che farei la stessa scelta. No, ma pure per dare per una volta il suo ruolo preferito ad Elmas, perché sì, questo proprio, siccome non sappiamo cosa sa fare questo ragazzo, no? Il Refrem. Allora, l'hanno distrutto sul tuo canale domenica scorsa, proprio sembrava la peggiore prestazione. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, ci può stare, un giorno e mezzo dopo ho visto su un sito, non l'hanno fatta proprio sporca, che hanno preso proprio le 2 foto, però hanno fatto un'analisi un po' facilona del raffronto del gol. Vabbè, lì ci può stare che è una notizia del mercato, ci stava meno che 2 giorni dopo prendevi lo schemino con anche i, diciamo, i monumenti dei consigli di amministrazione. Quella non era la notizia della partita. Vabbè, comunque fa parte delle regole del gioco. Allora Guido, ma se andiamo in Champions siamo tutti felici? Che ci andiamo a fare? Questo siamo noi oggi? Beh, noi innanzitutto andremo in Champions, poi faremo tutti i calcoli, perché poi non vorrei che uno dice hai visto, no? Ora come ora siamo in quarta fascia, e quella potremmo fare un percorso eccezionale, che battiamo il Barcellona, andiamo avanti, che tutta una serie di squadre che ci perseguono, l'anno un paio di quelle non si qualificano, e come ultima della seconda fascia ce la facciamo, però in questo momento noi siamo quarta fascia, quindi andiamo in Champions, come il sorteggio come il Milan di quest'anno, e io lì vi aspetto tutti quanti, tutti intendo, colleghi, tifose, al piagnisteo napoletano. Siamo sfortunati nel sorteggio. Vi aspetto soprattutto un particolare collega che ormai lo dice ogni anno, citando la celebre frase di Cagnari, cambiamo anche un po' ogni volta lessico, però la Champions Cuba punti, il geometra Gagliani Cuba, e sentiremo Cuba punti, perché quindi se dovessimo andare in Champions, e mettiamoci il se, dubitativo, speranzoso, Cuba punti, oggi che è? 18, che giorno è di febbraio? Già 17, 17, quasi 18. Vale, segnatelo. La Champions Cuba punti, terza, quarta giornata del girone di Champions, non di più, non quinta e sesta, ti dico anche le giornate quando Cuba Libre. Allora, nel frattempo Fabio ci dice Lobotka e Politano per l'Udinese sono recuperati, speriamo, io non la darei come notizia certa, Fabio, però sì, ma abbiamo detto tante, no? Osimhen 2 giornate, 2 settimane, è già pronto, no? Calma.
Esattamente. E allora il Valentino ci dice: il Barcellona mi sembrava contratto nel primo tempo, noi abbiamo sbagliato un sacco di palle in uscita, ma anche loro inizialmente non erano precisissimi, hanno preso coraggio poi. Ma si giocava in 25 metri, cioè comunque le due squadre sono state bravissime. Quando giochi così, veramente tu hai tutte le ingolfatissimo. Era uno spettacolo a vedersi, quando inquadravano dall'alto. Loro avevano una linea di difesa sui 45 metri, forse di più perché il Camp Nou è come Ollie e Benji, è infinito come terreno di gioco. Noi più o meno lì. Ragazzi, giocava in quella zona con quei palleggiatori, è facile pure che tu in uscita non la fai bene, cioè, poi la paghi, perché quello Volendo cioè, le due linee, scusa Valerio, tra la loro linea di difesa e i campisti era 10 metri, sì. Impressionante. Volendo spezzare una lancia per Osimhen, che era spesso in fuorigioco e lì deve lavorare, è stata anche una delle difese probabilmente più alte che abbia mai incontrato, cioè non se l'aspettava nemmeno sulla linea del centrocampo. Infatti rispondo a questo amico Bellino che ha fatto una giusta osservazione, assegnatevi quello che vi sto dicendo. Se vale come palestra, come insegnamento, come compito a casa e non la buttiamo così che là, è molto utile, perché noi non abbiamo mai affrontato una squadra di questa qualità con una difesa così alta per tanti minuti, perché poi qualcuno dirà quella sì, 5 minuti, 10 minuti, ma e loro sono rimasti sorpresi che praticamente noi non siamo naufragati, tutt'altro, con personalità, ce la giocavamo come un pugile, ti do un cazzotto a me e ti do un cazzotto a te. È chiaro che con quella situazione si possono vedere gli errori, non sono stati manco tanti, e tu hai visto, sia perché ci sono dei giocatori meno di classe rispetto al passato, ma hai visto anche del Barcellona che sul cambio di gioco, come si chiama, la palla non era precisa, andava nel fallo laterale, e quando noi mai vedevamo il Barcellona che non te la mette sul piede ma te la mette troppo alta, perché comunque è rimasto è rimasto sorpreso il Barcellona dall'inizio, con personalità, senza paura e con qualità del Napoli, perché il primo tempo è stato poi ripeto, reggere quei ritmi e soprattutto una squadra che non è abituata a rincorrere gli avversari. Noi abbiamo avuto solo 2 partite, mi sembra, dove non abbiamo avuto il possesso palla, cito a memoria ma vado a controllare, noi come e infatti è stata la settima il 46% e l'ultima con l'Inter 48%. Poi siamo in tutte le partite abbiamo avuto noi abbiamo il 59,64% di possesso palla il campionato, ragazzi. Oggi il Barcellona ha chiuso col 65%, per dirvi. E quindi in 25 partite il Napoli ha avuto sempre il possesso palla più dell'avversario, tranne alla settima 46 e alla 25esima con l'Inter 48, per darvi l'idea che è una squadra che è abituata a fare un altro tipo di calcio e qua ha dovuto, come posso dire, rimboccarsi le maniche e non disunirsi. Sera, Zexus Zealt, benvenuto e grazie. Buonasera, sapete spiegarmi perché sono un paio di partite che il Napoli ha un calo nel secondo tempo? Tattica o stanchezza? Penso innanzitutto perché ha affrontato la prima in classifica del campionato italiano, che adesso non è più prima, è il Barcellona, che non è affrontato per partite che contano tutto, cioè che contano veramente, queste sono partite che contano la stagione, perché l'Inter vincendo già è favorita per lo scudetto, vincendo mette proprio le mani sullo scudetto e ti fa fuori anche da un punto di vista psicologico. Perdendo, non ha mai perso 2 partite consecutive l'Inter negli ultimi 70, 80, 90 incontri, quindi potrebbe essere uno spiccolino. Il Barcellona perdendo oggi in casa, sono polemiche, invece quindi sono partite, lo stesso qualunque ragionamento nel bene e nel male vale anche per noi, ovviamente, sono partite che contano. Poi può darsi che la squadra è più stanca, perché adesso è vero che sono tornati 2 giocatori, però da quante partite consecutive sta giocando Rachmani? Quante partite consecutive ormai gioca Juan Jesus? Uno non le conta. Di Lorenzo ha saltato 14 minuti in tutta la stagione, non in campionato, in tutta la stagione, no? Per fare una battuta. Si sono fatti male sempre per le parti, no? Quindi stava tirando la carretta
Politano, e tu non hai manco Lozano che così piano piano può entrare in forma, perché pure lui si è fatto male, che ci sia un po' di stanchezza a questo punto della stagione è anche umano. E in più, detto, la stanchezza con delle squadre, ha affrontato due squadre che hanno avuto tutte e due, fateci caso, il possesso palla e il pallino nel gioco, e di nuovo noi non siamo abituati a far correre la palla e a far correre gli avversari, quindi questa cosa non la sappiamo fare, la dobbiamo imparare a fare, e si soffre, perché proprio cioè, se la stagione del Napoli è improntata su un altro tipo di gioco, più profondo o meno profondo alcune volte, ma su un altro tipo di gioco, e queste due partite su una stagione costituiscono un'eccezione, significherà qualcosa o no? Non è che prima di dire sono scarso, non si impegna, sono stanchi. Il silenzio, ringrazio Diego Pugliese, il silenzio del Campo Nou dopo il gol di Zielu. Ti ringrazio tantissimo, amico mio, non se l'aspettavo, una bella doccia fredda. E poi combino due messaggi che ritornano a questo tema. Sempre più convinto ci sia un caso Mertens, come si fa a preferire un insigne del genere, come può uno come lui entrare solo all'80°? Un saluto dal Canada, sempre Forza Napoli. Gentilmente una domanda all'amico Bellino e stimato Guido: avresti sostituito Insigne prima, vedendo che stava un po' fuori giri? Prima cosa, per dire, noi abbiamo avuto 57, 50, 67, 68, 66% di possesso palla nelle partite in Europa League. Quindi anche in Europa League con le altre squadre, detto 35 oggi con il Barcellona. Ci sarà una differenza. Sì, a parte che sono venute di seguito, quindi tu non hai avuto una serie di partite e poi oggi affrontavi il Barcellona. Sono avvenute una rivicinata all'altra con due sfide su Insigne, perché Insigne già non è più un giocatore del Napoli, quindi che giochi bene, giochi male, ormai non cambia più nulla nella testa di nessuno, suo, della stampa dei giocatori. Mertens c'è questa speranzina, però non mi fate dire altro, trovo tutto molto la decisione è anche legittima, cioè una società può decidere sia per questioni di bilancio, sia questioni di scelta proprio tecnica, che a questo punto dice secondo me come Pirlo non vai più nulla, poi lo regala la Juve ci vince 8 scudetti, perché quindi se ne sono fatti nella storia errori di valutazione, oppure no, tu hai capito che un giocatore proprio aveva finito, quindi ormai era un elefante. Ho detto, chiaramente tu non ti giochi la possibilità che faccia un finale splendido, perché poi ti metti in difficoltà e dici come quello è decisivo, è fresco, è voglioso, è una realtà, con cacchio facciamo a dire di no. Su Insigne ma sì che andava sostituito secondo me, ma non perché dobbiamo bocciare, ormai è dato quello che doveva andare, non ha trovato lo spunto, sì, ma poi anche qui la retorica, ci può sempre dare la giocata vincente, ragazzi, non sono più nessuno di loro Maradona, non è Mbappé. Mbappé è un giocatore decisivo che veramente poi tu vedi al 91esimo ti fa l'imbucata come se fosse appena entrato nella partita, ti brucia sul primo passo, entra in area e te la mette dall'angolino con una freddezza chirurgica. Se vuoi vincere la partita, i cambi si fanno al 60, 62esimo, 65. Vi dico anche il minuto a prescindere, chiaramente se stai perdendo 3-0 è un altro tipo di partita, se sono però sull'1-1, perché loro hanno fatto il gol al 57esimo se non sbaglio, al 65esimo, allora al 62esimo hanno fatto 3 cambi il Barcellona, pronti con i 3 cambi immediati, è chiaro. Tu un po' prima, ma questo è un difetto, lo puoi fare. 82 perché ho messo anche 2 minuti per precisione di recupero nel primo tempo, perché io valuto anche i recuperi, per quelli comunque sono minuti, tu puoi prendere gol all'ultimo minuto, come no. ne sappiamo qualcosa, però questo sarà, può darsi che col Cagliari lo vediamo anche per stanchezza dei compagni, ma nelle ultime partite non mi aspetto una serie di 80 minuti, 70 minuti, dobbiamo accettare. Ringrazio ancora Zexu che ci dice: io nel secondo tempo avrei messo Rui per Jesus. Questa è un'idea interessante. Probabilmente Juan Jesus aveva dato tutto per contenere Adama Traoré. Quando è entrato Dembélé, onestamente l'ho visto molto più in difficoltà, e quando poi è stato messo Rui è stato messo in avanti, alla fine era la partita già cambi
più che tattici mi sono sembrati proprio per mettere qualcuno più fresco, proprio per le rincorse che abbiamo fatto, no, Guido, per tutto il secondo tempo. Quindi non lo so se poteva aiutare in quella zona di campo. È stata una scelta precisa, avere più fisicità, tenerlo bloccato rispetto a Rui che propone di più. Quello che ti voglio dire è che noi stiamo sottovalutando il fatto che è una squadra che ci ha fatto correre molto e tutto quello che vuole. Loro hanno fatto 3 cambi, tutti e 3 decisivi, perché il Barcellona veramente è stato pericoloso da quei 3 cambi. Stiamo perdendo un po', cadiamo. E tu, non dico dovevi contrastare con 3 cambi e invece ne hai fatto uno molto dopo di loro. Quindi non è, penso, è un giocatore, andava proprio rivista secondo me proprio la dinamica della partita, che loro hanno messo forse fresche e hanno continuato quindi a poter avere non solo il pallino del gioco ma freschezza e incisività. Quindi un solo giocatore io non credo li ti cambiava la cosa. Avevamo bisogno proprio di ma non c'avevamo per esempio il centrocampo da cambiare, no? Perché può darsi che lì un Lobotka oggi veramente per come sta alzando le prestazioni, che si fa prendere la palla anche circondato, riesce a districarci, a passare pulita. Poi può darsi che non ne beccava una oggi di passaggio, però per esempio oggi quel giocatore è mancato e quindi tu, avendo solo Demme, già non avevi soluzioni, non avendo Politano, non avendo Lozano, cioè anche come idea potevi passare a 3, però oggi che senso aveva Valerio passare a 3? Visto che loro avevano un altro tipo di azione avvolgente, non è che giocava avanti, anzi era pericoloso. Non dobbiamo lo immaginavo un Dem al posto di Zielinski nel secondo tempo per avere qualcuno più vicino a Fabian per uno scambio stretto per cercare di uscire, ma comunque stavamo in grossa difficoltà con il loro pressing altissimo, non c'è niente da dire. Per qualcuno Meret sempre da 8 in pagella, mentre Ospina deve imparare a tracciare le bisettrici. Però noi dobbiamo cominciare a valutare, diciamo, come peso specifico. Questa storia ha stancato, ha creato anche lì cattiveria, qualunquismo, imprecisione. Vedi, Valeria, facciamo un passo indietro. Non so se ce l'ho proprio qua per dire su questo computer o ce l'ho su un altro. Aspetta che controllo, se no te lo mando. Tanto no, che noi abbiamo valutato. Vai, nel frattempo se la mando su Zexu che... Beret è stato pagato quanto? 26 milioni più un regalo, perché Carnesis l'abbiamo dovuto pagare tantissimo proprio per prenderci Meret. Ospina 3 milioni e mezzo. A me sembra come quando criticavamo a prescindere Hamsik, che comunque è un giocatore che ci ha lasciato con 121 no, quanto 115 gol, 121 gol. Adesso vedete pure io sto sbagliando. 115 pagato pochissimo, e Bale fu il primo giocatore che sfondò una cifra enorme preso dal Real Madrid. Allora qualcuno mi deve spiegare che se sbaglia un gol, che ne sbagliati molto pochi di gol facili, Hamsik, lo dovevamo crocifiggere in sala mensa. Se sbaglia un giocatore, e ne ha sbagliati clamorosi Bale, che a un certo punto era veramente forte, no, però un giocatore pagato 100 e passa milioni. Allora, se tu stai pagando un portiere 3,5, accettiamo che è un portiere scarso, perché 3,5 e magari sì. Perché 26 più bonus più in realtà tutta questa narrativa è una narrativa abbastanza, oltre che faziosa, eccolo qua, che porta a una sorta di autogol, perché a questo punto tu devi pretendere, io non pretendo niente da nessuno nella vita, solo da me stesso, e sbaglio, no? Devi pretendere sempre il massimo. Siccome il massimo non sempre te l'ha dato, devi trovare lì la funzionalità, il massimo, anche quando c'è una partita in colore, una sola giocata. Cioè oggi noi abbiamo trasformato una smanacciata di palla come salvataggio della partita. Manetta ha fatto una partita normale, né brutta né brutta, perché in realtà il Barcellona su 21 tiri, 20 quanti è? 5 li ha beccati in porta.
di cui una è il rigore. Quindi lui di parate, sono state un paio di parate facili, non le ha dovute fare, no? Quella smanacciata, una smanacciata tutto sommato semplicissima, però su Ospina ci inventiamo le peggiori cose, qui doveva fare questo, io mi auguro che sia il portiere del futuro del Napoli, però Meret deve imparare a uscire e deve imparare a governare la difesa. Poi tra i pali è bravo e non ci sono dubbi su questo. Lo farà? Forse sì, forse no. È serio? Sì. È un professionista esemplare? Sì, tantissimo, tutto quello che vuoi, però la narrativa ha proprio scocciato, perché vogliamo dire che è scarso? Ok, Ospina è scarso, ma sempre 3 milioni e mezzo l'abbiamo pagato. Non 10, non 12, non 7, non 8. Cioè un regalo, cioè il rendimento di un giocatore di 3 milioni e mezzo per quello che ha dato questo portiere in questi 4 anni è altissimo. Cioè, No, trovatemi, se noi comprassimo tutti i giocatori a 3 milioni e mezzo avessero quel rendimento, saremmo una squadra in questo momento ricchissima, che non avrebbe vinto lo stesso tranquillamente lo scudetto, ma sarebbe andata in Champions ogni anno, con questo rendimento medio-alto, perché poi quello che conta è il campo, non la narrazione, questi giorni, queste cose, che è molto diversa da quello che abbiamo visto tipo oggi o in altre partite, perché poi contano anche gli avversari nel campo, che non riguarda Meret, ma riguarda sempre una cosa che ci può aiutare, tipo le uscite, non le uscite, centimetri. è chiaro. Scusate, rumori nel frattempo così. Ringrazio ancora Zexu Zelt. Insigne si è sacrificato tanto oggi, solo applausi per lui, dobbiamo applaudire e basta, pochi come lui con quello spirito. Io credo che sei arrivato leggermente dopo che Guido proprio ha detto proprio questo, cioè che tutto si può dire tranne che una partita svogliata. La partita di sacrificio di Insigne, a parte che ce l'aspettiamo perché l'ha sempre fatta, Ma però questa regola deve valere per gli altri, perché poi questa regola deve valere anche per gli altri, perché poi se Elmas si impegna, corre, si sacrifica, però poi che ha fatto? Detto, allora il punto è che sì. secondo me è un autogol, non di questo gentile amico, ma dei miei colleghi, perché Insigne allora è il campione che tu mi dici? È l'europeo, che è il campione? Allora dal campione, vi spiego un esempio. Tutti noi ci ricordiamo da veri sportivi, chi lo è, chi non l'è non mi interessa, la grande partita di sacrificio a Campo Nou, visto che oggi è il Campo Nou, di Eto'o. Ma di Stanley Kubrick, tu ti ricordi l'Oscar che ha preso per gli effetti speciali di 2001 di Strano Spazio, o è stato uno dei più grandi filosofi? Scusate, mi sono premuto. Sì. E quindi i registi della storia del cinema, nessuno, proprio molti non manco si ricordano che ha co-vinto l'Oscar, perché in coabitazione per gli effetti speciali. Allora dietro ci ricordiamo che è stato un grande attaccante, anche un grande uomo, o che è stato uno che si è sacrificato a giocare come terzino perché l'Inter è in 10. Allora, questa cosa, Insigne che cos'è? Un esterno alto d'attacco a sinistra o è un giocatore che noi sacrificio, Manfredonia, Crippa, eccetera, eccetera? Ecco di nuovo la contraddizione. Ce l'ha sempre dimostrato, sempre. Ma nessuno glielo toglie, nessuno lo toglie. È solo che da lui serve la giocata in futuro. Sempre perché parlando di Insigne, Giovanni fa paragone azzardato tra la partita di Insigne di stasera e quella che fece a Dortmund, non vedo nessuna differenza. Io la partita di Dortmund di Insigne non la posso mai ricordare, ho imparato troppe canzoni tra quella partita e oggi, quindi mi posso affidare. In casa o fuori casa? Quella dove fece la punizione o quella dove perdemmo 3-1 che non ci diedero un rigore, un'espulsione netta, uno su Pandev clamorosa, andavamo 2-2 e sul contropiede prendemmo Benitez out, eccetera, ma proprio clamorosa. Solo Guido con la sua memoria. Io mi arrendo immediatamente. Se si riferisce alla partita col Dortmund della famosa punizione di cui si parla sempre, di quella famosa punizione di Insigne, ok, ci dice, ci aggiorna, quella persa 3-1. Quella per vedi che infatti detto anzi forse quella partita fu anche superiore, perché poi quel Napoli la perse ai punti proprio perché se la giocò ed era un Dortmund trascinante, perché era quello di Klopp che era rock come squadra.
Ti ho mandato questa immagine. Steve però ha stancato, cioè questa cosa che chi lo deve difendere sempre, chi lo deve attaccare sempre, si analizza partita per partita. Oggi il Napoli ha fatto la sua partita. Chi si aspettava che uscisse perché si doveva giocare sul campionato è rimasto deluso. Chi si aspettava, tutti sono delusi, questo sto sentendo, che ci va a fare un boccone solo il Barcellona è rimasto deluso. Ma come? La narrazione di questa settimana siamo più forti, vinciamo come l'Inter, è rimasto deluso. Io invece sono molto sereno perché nella nostra storia, nel recente, recente intendo gli ultimi 20 anni, abbiamo fatto un passo in avanti. Se questo passo in avanti poi ha un seguito di passi in avanti, è bene. Se rimane, ecco, questo è il momento della punizione. Vedete dov'è la linea di difesa? Ecco, mettimela in grande. Incominciamo a imparare a memoria nel calcio quali sono le dimensioni. L'area piccola è 5,5 metri, l'area del calcio di rigore è 16,50, il rigore è 11. Non a caso le linee dell'erba vengono tagliate a sensi inversi, così ti danno l'impressione che siano di due colori diversi, ma è sempre quello, e che lì la tagliatrice va in un lato e poi torna da un lato. Proprio per finezza di Guido Gentile sul tagliare l'erba non lo potevo mai sapere. Vai. Sì, perché non è che vengono pitturati in maniera diversa, è semplicemente il fatto che tu con questo trucchetto rimetti, parliamo un po' di cose vere. Allora, la linea scura termina, chiamiamola scura, chiaramente è sempre quella l'erba, non è che sono due tipi di erba diversa, ai 5,5, 5,5 e 5,5, ragazzi, quanto fa? 11, e vedete proprio sul dischetto, 5,5 più 11, 16,5, finisce l'area di rigore. Sappiamo quant'è il raggio, 9,15 metri, il raggio che viene calcolato dal dischetto per tracciare la mezzaluna dell'area di rigore. Noi le dimensioni in campo di calcio, tranne il Camp Nou, che io ho ancora capito, Valerio, ma quanto cacchio è grande quel campo, però l'area di rigore anche al Camp Nou è quella, eppure la porta, vi sembrerà strano, quindi oggi abbiamo giocato con un campo grandissimo, però con la stessa area di rigore, quindi l'Inter è ai 20 metri dalla sua area, cioè il giocatore più arretrato è ai 19 metri dalla sua area. Nonostante noi abbiamo un giocatore che prova a fargli abbassare, loro manco poca capa, la bravura di Lorenzo, bravo, è vero la mancanza di pubblicità, tutto quello che vogliamo, Cacasotto, chi è andato il presidente è andato negli spogliatoi, Napoli, Verona, tutte queste cacchiate che vi raccontano. Però nel calcio esistono anche, non vengono espulsi avversari che non stanno lì per farti vincere. Pensate bene, è una cosa scandalosa, ragazzi, stanno lì per vincere loro, o almeno non farti vincere, ma pensate che furbacchioni che sono. Quindi loro stavano altissimi e il Napoli si è trovato spiazzato. Secondo me, e non ho la certezza e non è stato chiesto perché Gattuso out sempre, ma Spalletti è il migliore, però la squadra non ha personalità, l'esame di maturità, Catone il censore, tutte queste cose. Secondo me potrebbe anche essere successo che uno ha detto, cavolo, se io la butto lì è palla persa e rischiamo un contropiede, perché siamo messi, proviamo a giocarla, a farli uscire stamare e costruiamo l'azione. Poi lì la fretta è la non abitudine a giocare le partite vincenti, che non è che le fai dal giorno alla mattina. Allora tutte quelle partite che noi perdiamo e poi diciamo ma è una coppetta, ma non era importante, ma l'Europa League è una coppettina, non serve a niente, ma tanto lì e lì, sono da lì che ti costruisci partita dopo partita l'abitudine che quella palla lì sei freddo, cioè. Però noi dovevamo, e non è stato valutato, dovevamo anche valutare che la linea difensiva dell'Inter non era alta, era fuori area, ragazzi, non alta, altissima, quindi era fatto in modo tale che non ti portava, come a volte è capitato, noi abbiamo preso gol scemi, a prenderti un tiro di testa e rischiare, ma ti ha portato perché ti abbassi tantissimo perché non c'è l'abitudine. Sentite. E ve l'ho misurata con i metri e lì mi spiace chi mi attacca che il calcio non si fa con i numeri, con la statistica, però almeno col terreno di gioco, caro collega, lo vogliamo fare, oppure anche quello diventa aleatorio, come quando i minuti, che io vi metto i minuti, che invece poi sui siti sono 40 minuti in meno, 46, 70 minuti in meno. Allora l'area di rigore, sappiatelo, è uguale in tutti i campi, dal San Paolo al Camp Nou, al Penso, all'Allianz Arena, è uguale in tutti i campi. Le dimensioni variabili in un campo di calcio sono solo la lunghezza
e la larghezza, che hanno un minimo e un massimo consentito e un massimo, un minimo obbligatorio consentito per quanto riguarda gli incontri internazionali. Punto. Ma calcio d'angolo, la porta, il raggio del cerchio di centrocampo, le linee possono essere dai 12 ai 15 centimetri, prima erano in gesso, adesso sono in vernice, cioè ci sono tutta una serie di regole, che sono quanto il diametro dei pali di una porta, sono quelle scritte nel regolamento del calcio e sono quelli per tutti, potete andare a controllare, area piccola di porta, 5,50 m, punto. E adesso avete imparato perché le linee del terreno di gioco sembrano diverse, ma per facilitare anche il compito dei guardalinee. A differenza di alcuni campi, quelli che a cerchio, no? Che quindi là non aiutano i guardiani. Lì infatti non aiutano, però questo è un gesto, come direbbe il mio amico Valerio Fluido, un gesto di cortesia. No, in realtà è per rendere anche più corretto e più facile lo svolgimento di una partita. Giusto. E credo che tu abbia fondamentalmente già anticipato una possibile risposta a Zexu, che continuo a ringraziare per la sua generosità. Credo che ultimamente abbiamo un po' di paura ad azzardare, non dobbiamo avere il possesso e continuare, noi dobbiamo avere il possesso e continuare a attaccare, che poi è un po' quello che Spalletti in conferenza ci dice, perché lui ci ripete, queste sono le nostre qualità, e oggi abbiamo visto le qualità che lui dice che non abbiamo proprio in realtà, cioè abbiamo fatto la battaglia. È il famoso percorso, la gente vuole tutto e subito, e non è, qua è stata abituata a un calcio raccontato di banalità, però come se fosse la PlayStation. E invece non è la PlayStation, perché un giocatore se si fa male, sono cavoli amari, invece muscolarmente, quindi non è che stai di con le no? E con le solite esame di maturità, ma la squadra che ha fatto 92 punti, che esame di maturità? Semmai, detto, sono venuti all'analisi che feci io, poi una persona dice non sono d'accordo, Sarri, maestro, tutta una serie di quei fattori, ma sono piccole sfumature ormai, no? Perché che ti portavano allo scudetto, ma lì non c'era nessun esame di maturità. Vi dimostra che in 2 anni e mezzo il Napoli pareggiò 4 partite fuori casa, poi le vinse tutte, vinse per 2 anni consecutivi dei partiti a Roma, con la Lazio a Roma e con la Lazio a Roma anche l'anno dopo, consecutive. E quella non è un esame di maturità, vincere l'Olimpico e rivincere l'Olimpico, vincere a Milano 4-0, vinciamo col Milan, vince col gol di Calaion, Nagatomo che fece il liscio, allora quelli non erano un esame di maturità, però per vincere lo scudetto devi essere migliore, non l'esame di maturità, è sempre sto esame. Ma quante cacche di maturità ha fatto il Napoli? Quindi è stato bocciato un sacco di anni sto Napoli. Tant'è vero che quando abbiamo fatto le 8 vittorie consecutive, noi abbiamo proprio parlato, abbiamo superato la maturità, siamo diventati finalmente maturi, perché e invece poi no, perché poi alla fine devi dimostrare questa continuità sul lungo, perché altrimenti ce ne ho sempre un altro. Per vincere tu devi essere il migliore e non è facilissimo, soprattutto quando tu non solo non hai le attitudini storiche, e quando probabilmente non vuoi manco esserlo dal punto di vista societario, perché altrimenti vedi, c'è stata una domanda che mi è stata fatta, io ho risposto, per una persona ha scritto un post giusto, era contrario a quello che avessi detto, io gli ho risposto, forse non ero stato chiaro, ci siamo risposti, è nato un ragionamento costruttivo sulla domanda che io ho detto bisognerebbe sempre farla al Presidente. Io ricordavo benissimo quando lui l'ha detto, mi ricordavo anche la risposta e mi sono abbastanza indignato dal silenzio. Facciamo questo ragionamento, Valerio. I primi 8 anni di era De Laurentiis te li abbuono. 8. Lui è da 18 anni presidente del Napoli, ok? Non devi spendere un centesimo, non un euro, un centesimo. Dei successivi 10, siccome lui ha detto in quella conferenza, mi ricordo che devi pagarli poi gli istruttori, l'allenatore, ci mancherebbe pure che allora Guido, no, non ti capiscono, stai parlando della mancanza della struttura esatto. Che poi, quindi facciamo un ragionamento serio anche con i soldi, e lui disse che costa più o meno quasi 1 milione, mi sembra tanto, un terreno di gioco. Io, che non sono un cospirativista, un negazionista, come si chiama, dico, il presidente ha detto 1 milione. La domanda era, ogni tanto ti vedo fermo. No, io ci sono. Perché non si fa?
Lui dice costa 1 milione. Perfetto, presidente. A maggior ragione ti metto con le spalle al muro di fronte alle tue responsabilità. Io non ti sto chiedendo, come Guido Gentili, di fare il centro sportivo del Manchester City o del Bayern Monaco, ma di fare un centro sportivo un poco alla volta. Se voi vedete, l'ho visitato anche solo con Google Maps, quello del Real Madrid, che non mi pare essere una società pinco pallina, mi sembra che ha 13 Champions League in bacheca. Quindi io ti sto prendendo, Valerio, non una squadra qualsiasi, la numero 1 al mondo. Per far soldi vendono il vecchio centro sportivo per fare speculazione immobiliare, comprano terreno agricolo vicino all'aeroporto, un nuovo centro sportivo, lo stanno facendo a lotti, un poco alla volta. Ed è il Real Madrid, verrà un gioiello, ok? Allora io dico, 8 anni te li abbuono, i successivi anni, hai detto 1 milione, un anno compri il terreno agricolo, l'anno dopo non fai niente, non spendi manco un centesimo, l'anno dopo fai un campo, l'anno dopo non spendi manco un centesimo, solo la manutenzione, l'anno dopo fai un campo, in 10 anni ti trovavi 5 campi, ti voglio abbonare anche un anno che dici no, sta malissimo, ma 4 campi oggi te li trovavi o no? Lì andava fatta la domanda, di nuovo, perché è chiaro che l'istruttore, l'allenatore lo devi pagare, che lui dice ma questa gente poi sapete costa, ma costa perché poi allora la domanda successiva che andava fatta, scusate, ma Atalanta, Bayern Monaco, queste società sono cretine che ce le hanno, questi vivai, cioè loro sono cretini e noi siamo quelli furbi, perché poi se noi andiamo a vedere il rapporto tra chi ha i centri milioni nel corso degli anni, sono le società che non solo per questa ragione, Valerio, hanno vinto perché se l'è dovuta fare e non ce l'aveva storicamente l'Academy Manchester City come altre squadre. Allora sono tutti cretini in Europa e non solo in Italia e noi siamo gli unici furbi che non abbiamo speso soldi. Però la domanda è, sono tutti cretini e però ci vanno in Champions, vincono la Coppa, vanno in finale e vincono la Coppa del Mondo e vanno lì e là. Noi che cosa abbiamo vinto visto che non abbiamo vinto niente? Allora forse vogliamo provare, ma ripeto, nessuno doveva chiedere al presidente facci il centro sportivo del Barcellona, del Manchester City o del Real Madrid in un anno solo, lo programmi e siccome tra l'altro lì sei proprietario tu e non c'è il comune, tutte le tarantelle che fa il comune, un anno sì e un anno no, e in 8 no. In 18 anni 4 campi non si potevano fare? C'è l'erosione salina. Allora vedete che poi se lo vogliamo elevare il discorso, anche accettando le scuse e i numeri, quindi io non vado mai allo scontro, il presidente dice così, io dico obbedisco, però non può accettare che una società così grossa e importante, visto che poi tutti i colleghi, il bilancio cos'è, siamo diventati 15esimi e là non riesca a avere un campo ogni 2 anni. Valè, manco 4, 3. Ti compravi il Kennedy? Potevi fare 3 campi dal Kennedy perché c'ha dei campi là dove comprare il là. No, c'è la camorra. Ho capito, a questo punto non alzo le mani perché dice c'è la camorra perché e poi facciamo andare i Donnarumma nelle altre squadre, anche se non è un prodotto del nostro vivaio, però diciamo della nostra terra è così. Però diciamo le cose dove bisogna cominciare a ragionare anche sui numeri, non perché sono tutti, per sport dovrebbe dare menzione. Oggi ho mandato un video a Valerio di un'intervista simpaticissima di Giulio Cesar a Moratti, che secondo me racconta l'essenza dello sport, non solo dello sport della vittoria e della sconfitta, perché a un certo punto c'è una frase bellissima di Moratti, quindi cito un presidente che non è il mio, e a un certo punto lui ha detto certe cose vanno fatte per i tifosi. Io comunque ero quello più contento, si vedeva che ci teneva a vincere, però a un certo vanno fatte e lui cita le sconfitte, le pape, ma però è così, perché alla fine è vero che è esercizio del potere, però per i tifosi è sport, è gioia e citava proprio una cosa che ci siamo detti noi nelle nostre conversazioni in privato, la gioia che ti dà per un calciatore e anche per i bambini, anche per noi adulti ma i bambini, vedere alzare un trofeo. Che se la Coppa esiste da
dell'antica Grecia a oggi e non è stata mai cambiata come concetto, ci sarà una ragione, visto che tante invenzioni sono morte nella vita dell'umanità e sono state rimpiantate da altre invenzioni, e invece la coppa nelle competizioni sportive è rimasta così, e non da un anno, quindi... Allora, Anto Verde, vale quindi il pareggio va più che bene in casa loro, non voglia sentire Spalletti out, ma proprio tu sei proprio sul canale giusto, perché qua proprio lo Spalletti out a prescindere non lo sentirai mai. Poi può capitare nei commenti qualcuno di passaggio o anche affezionato che può avere delle idee più trancianti, ma non ci siamo. Ricordiamoci che Mertens la stava per punire al 94esimo e senza dubbio. Possiamo però anche riflettere sul fatto che se a Mertens invece di 5 minuti gliene dai non dico 20 ma 15, può essere che invece di una gliene capitano 3 e puoi anche sperare. Esatto. Hai già risposto tu. E casomai una su 3 ti può andare bene, detto, una quella deve essere, detto, quando sono anche tutti stanchi. Ora, più che Spalletti out, qualcuno addirittura ha scritto si sta allegrizzando. Posso interpretare questa domanda nel senso di prediligere la fase difensiva a quella offensiva. Dobbiamo capire, non lo sappiamo, lo capiremo, se è un momento che vede delle situazioni di debolezza e stanchezza e quindi come capito, vedi anche Gattuso in certe situazioni tu preferisci abbottonarti e quindi perché lui conosce lo stato di forma psicofisico, cose dei suoi ragazzi. Lui sì, tutto il resto sono qualunquismo. O se semplicemente, ragazzi, lo vedremo nel corso delle partite, purtroppo, che uno non è abituato a reggere l'alta quota, che è una delle ragioni che ci frega, no? Napoli, nel senso che quando giochi certe partite che anche non è... Quando io dico solo l'avversario, sono molto fissato sul quando, perché se tu giochi, diceva abbiamo battuto la Juve, voglio vedere battere la Juve alla penultima giornata quando sei dentro o fuori, non quando c'è tutto un girone. Allora noi quando ci sono delle partite che pesano veramente tanto, che sono il famoso bivio della strada, non abbiamo quell'abitudine a essere ancora mortiferi, no? La devi acquisire piano piano. Lo capiremo oggi, dare un giudizio definitivo e paura e Spalletti out e Allegre non lo possiamo dare. Nelle prossime partite, se vediamo un Napoli che ha bisogno di rifiatare e piano piano recupera brillantezza, diciamo guarda, lui lo sapeva, piuttosto che rischiare di imbarcare che poi ti fanno perdere sicurezza, cioè, ha giocato più coperto. Lo capiremo, perché tanto comunque il campo non mente, anche se tu perdi una partita per ingiustizie, no? Che tu prendi veramente 3 topi, però il campo non mente, cioè tu lo vedi, se lo guardi veramente con gli occhi onesti, come sta anche una il squadra del corpo, perché io non lo vedo sereno della partita che stiamo facendo Spalletti, quindi ho dubbi che sia una sua scelta di stare così bassi, è più probabilmente i gesti, i richiami continui erano salite, coraggio, non era di una squadra dimessa. Ecco, ragazzi, chiaro. poi il Barcellona ce l'ha nel DNA dalle giovanili che ti presta alto, cioè non è con qualunque squadra, e stavano in casa. È vero che non avevano 98.000 del tutto esaurito, però 75.000 ci stavano. Che sono... Ce li sogniamo. Senza dubbio. Castrese ti chiede, perché questo è un giochino che voglio far fare a te, si è appena unito alla live, se doveste scegliere un aggettivo per descrivere questa partita, che aggettivo usereste? Compatti. Io... Oggi non si è unita. Poi quelli sono bravi, Valerio, alcune azioni hai preso l'uomo in più, cioè, però la squadra è stata proprio compatta, non si è fatta mai allungare, compatti. Per la partita anche sanguinosa, nel senso che l'abbiamo visto scorso. Napoli ha fatto 8 falli, 9 falli, cioè ragazzi oggi avete visto il campo europeo e si è preso pure 3 munizioni stiamo parlando di altissimo, il peggior Barcellona della storia, con il cartellino sulle spalle. 8 falli, ragazzi, li fai in 10 minuti nel girone di torno una squadra di Serie A. Ma che andiamo a Cagliari, vedrai come cambia la partita. 17 minuti totali di gioco effettivo. Sì, 8 falli.
8 Ragazzi, palli 20 like per poco. compatti, che deve servire da caso studio. Io lo sto sottolineando, vedi, più volte. Se diventa una palestra, no? Proprio, anche se è una partita ufficiale, non è una partita di allenamento. Anche perché così tu cresci, Valerio, tu cresci, no? Tutti gli allenamenti ti servono per acquisire degli automatismi, per darti sicurezza, ma tu su queste partite, però le devi fare tante, devi cominciare a arrivare ai quarti con continuità nelle competizioni europee. Gioletto, canzone di un minuto, il mio amico artista, nonché mio compagno di calcio quando all'epoca eravamo ancora tutti e due nella stessa città, quindi io per questo l'ho sempre chiamato il mister, perché era quello che aveva più esperienza. Scusate, mi sono collegato solo ora, ma della solitudine di Osimhen avanti e relativa nostra poca produzione offensiva, esterni e trequartisti ormai spesso lontani dalla porta, ne avete parlato. Angioletto, sì, l'abbiamo sviluppato questo discorso ed è chiaro che ci siamo resi conto della distanza, anche per una questione proprio di velocità, perché quelle poche volte che poi Guido Osimhen è riuscito anche a controllare e a girare intorno, ricordo Piqué che lo stava e non riusciva a prenderlo, e però nessuno lo ha seguito, troppa distanza tra lui, la velocità sua e l'accompagnamento della squadra. Secondo me ci sono tante valutazioni. La prima, che lui è ancora molto acerbo a volte, proprio tatticamente, la cosa che dissi l'anno scorso, dove deve migliorare e va per fatti suoi. Poi ha un'energia con tutta la maschera, quello che vuoi, che ha detto Spalletti è bravissimo, manco col motorino lo prendi, lo devi valutare. Cioè sempre di fronte al Barcellona che pressava alto e tutte quelle cose lì. E poi mi sembra che proprio l'hanno scritto nei tuoi commenti un amico Ballino molto attento, ha detto questa abitudine Spalletti a giocare con una sola punta, con questo ce l'aveva già dalla Roma, poi l'Inter. Effettivamente in una partita come questa tu assenti la solitudine non dei numeri primi di Osimhen, quindi la bravura dell'avversario, il tanto campo da coprire, la sua anarchia a volte, e poi che effettivamente non aveva la spalla. Abbiamo fatto delle azioni e dici bene tu che poi Zelinski era molto in ritardo, il cosiddetto rimorchio è arrivato meno bene. In questo Mertens e Petagna vanno molto meglio, abbiamo visto, no? Perché sono più vicini tra di loro, duettano meglio, e quindi anche un eventuale tiro sbagliato tu c'hai, chiamiamolo rimorchio alla basket, no? Quindi qua, come sempre, cercherei di essere più ponderato e attento nelle analisi, se posso, e mettere una concausa di le prime due deve migliorare lui, come per esempio guardare con attenzione la linea del fuorigioco, che quella te la fanno gli avversari, non la fai tu. Deve sentirla lì la deve imparare lui, perché sono tutte azioni potenziali che tu fai morire sul nascere e che invece per esempio stancano e fiaccano l'avversario, perché poi come noi ci siamo stancati a rincorrere i palleggiatori, loro si sarebbero stancati di più a degli strappi. La seconda, Spalletti qualche volta potrebbe anche avere un coraggio diverso, speriamo con alcune squadre, per non avere questa solitudine nei numeri primi per giocare una celebre opera, e poi non sempre incontri il Barcellona a Camp Nou. Stefano, ritorna al discorso che di cui stavamo accennando prima. 4 gambe in 10 anni si potevano fare senza dubbio, ma tutti i presidenti prima di ADL? Sì, però abbiamo tracciato una linea, no? Siccome sono d'accordo, il calcio è cambiato, non prendiamo il calcio di Ferlaino, che era un calcio sportivo, non erano società per azioni, e comunque lui, il Centro Paradiso, era una sua proprietà privata, che poi con tutta una serie di passaggi era piccolino, è vero, quindi, e qualcosina il Napoli faceva, perché comunque portava vari ragazzi in prima squadra, anche nell'anno dello scudetto noi abbiamo avuto, a parte Ferrara, però avevamo 4-5 elementi, ma abbiamo avuto anche elementi nel corso della storia. Ricordo uno dei vici Maradona prima di Zola è stato Ciro Muro, che mi sembra ancora alleni, che era un gran talento.
che davanti aveva Maradona, però non era uno che non sapesse giocare a pallone. Adesso non so, ricorda nessuno, perché voi siete molto giovani. Però adesso il calcio è molto cambiato, è diventato strategico nelle altre società. Quindi non stiamo a guardare sempre il passato, Colbelli, cose là. Lui è bravo, viene incensato per tutto e per tutto, benissimo, ma delle cose che potrebbero essere fatte meglio, lo possiamo dire? Sì. Non le vuole fare? Benissimo, possiamo chiedergli perché? Almeno questa libertà? Evidentemente no, perché nessuno glielo vuole chiedere, per avere anche la risposta, che però non deve essere la corrosione salina o perché c'è la camorra, perché a questo punto, visto che c'è la camorra, a Napoli non dovrebbe esistere nulla, Valerio. Nulla, se non una pizzeria, perché non è che sono tutti legati con la mano, ci sono tante attività che resistono, alcune anche di eccellenze nel campo per esempio dell'ingegneria medica, delle protesi, per dire, diciamo, un argomento che casomai non interessa a nessuno, però è una delle eccellenze, diciamo, piuttosto che Bezos. Ci sono delle cose che gli americani sono venuti a inventare in noi perché sono delle eccellenze accademiche dove tu investi, però se già comprato il Napoli, Bezos, quindi mi sembrano due scuse molto fragili. Poi quando lui disse che costa fare un campo, lo sappiamo benissimo, però tu devi vedere anche quanti ragazzi escono a quel campo, ti fanno mercato in altre squadre, in fatturato, cioè, è ovvio che costa, ma qua mi sembra come la Champions League, che tu avere solo i soldi non vuoi avere la fatica di ottenerli quei soldi, è chiaro che costa, però devi farti un calcolo tra appunto costi e benefici. E permettimi, a questo punto voglio dirla anche tutta, pure se andassimo in pareggio, Valerio, ci sono dei benefici intangibili che però per me valgono molto di più da un punto di vista personale umano, che sono quello del fattore umano. Casomai alcuni di quei ragazzi non arriveranno in prima squadra, solo una modesta Serie B, però tu li togli dalla strada, gli hai regalato una vita, una carriera, e questo per me ha un valore enorme. Senza dubbio. Senza considerare il fatto che molti delle nuove leve, magari noi, hai capito, un pochino più attempati, soffriremo di meno, ma molte delle nuove leve soffriranno a non avere più un capitano che è napoletano con il quale si identificavano. E se tu chiedi ai bambini fuori allo stadio chi segna oggi, Insigne, e sarà difficile trovarne un altro se poi non riusciamo a, oppure ce lo fregano e dobbiamo essere bravi poi a ricomprarci. E avranno tutto il mio affetto questi bambini e questi adolescenti, chiaramente, tutto il mio affetto, la mia comprensione, che non se ne faranno nulla perché sono uno sconosciuto che sta in un quadratino in un video, ha fatto pure la barba bianca, però umanamente li capisco. In più tu l'anno prossimo ti trovi una rivoluzione incredibile, perché se fai fuori Gulam, qui non è una colonna del Napoli, anche se Mertens, eccetera. Cioè il capitano del Napoli forse è Koulibaly, però diciamo vedi Valerio, una delle banalità che si dice del calcio, perché i numeri, come dice, il calcio non si va con i numeri. Dice. Qual è la squadra più vecchia della Serie A? L'Inter. Qual è la seconda squadra più vecchia della Serie A? Il Napoli. Cioè delle 20, quindi prendiamo come arco il massimo, tutte e 20, le famose valutazioni di Guido, che non mi prendo il dato più conveniente per me e forzarlo, ma le prendo tutte e 20, siamo la squadra più anziana. Però dicono, il Napoli è inesperto, allora dobbiamo capire questa esperienza che cos'è, perché sennò facciamo la figura e non lo volevo nominare, anzi non lo voglio nominare, sia per non crearti problemi, per non creare polemiche, però ho visto la fine della trasmissione bellissima che avete fatto ieri sera, noi ci possiamo mettere pure a valutare il taglio di capelli o se c'ha le chiappe più belle un giocatore. Cioè, a questo punto facciamo i ridicoli, cari colleghi, facciamo lì perché dobbiamo essere i tappetini in alcune società. Però sull'età media di una squadra quello è un altro dato oggettivo. Quindi l'esperienza da che cosa è data? Se è data dall'età, siamo una squadra molto anziana. Se è data dai trofei vinti, quindi dobbiamo anche metterci d'accordo, le famose regole dell'ingaggio, su che cosa è un termine, e questo termine deve essere valido per tutti noi colleghi, ma non viene fatto perché ciascuno può infinocchiarvi come me le chiede. Il Napoli è una squadra vecchia, però è una squadra che rischia di avere un tracollo credibile l'anno prossimo, perché non avrà leader, cioè nel senso che avrà tutti i giocatori che hanno pochissime presenze. E noi l'abbiamo pagato, altro vedi con Ancelotti, cioè quando abbiamo fatto fuori tutta una schiera, Albion, Reia, Amsic, eccetera,
e abbiamo affidato le chiavi della squadra a Insigne. Questo è perché non lo si deve dire questo qua. Noi affidammo lì e si sono visti i risultati, ammutinamento, cioè, però noi facemmo fuori in un colpo solo, in una stagione e mezzo, anche Giorginio, però tutta una linea, Maginot, che quelle presenze contano. Quella è comunque più o meno silenzioso, Valerio, non saranno trofei, quindi diciamo è una squadra anziana di esperienza che non ha vinto. Già sarebbe per esempio la definizione onesta per dire. Ecco, noi rischiamo di avere una squadra anziana senza esperienza che non ha vinto. E tu le cose le migliori non quando vinci tutte le partite come cose, e quando le cose vanno male ci sono quelli che non ti fanno affondare e ti fanno riprendere nel minor tempo possibile, come è successo, e non casomai in 8 partite 8 punti. E lì servono i giocatori che hanno tante presenze nel Napoli, e noi l'anno prossimo ne avremo 2, Zelinski e Koulibaly, se rimangono, quindi. Il guaio non di è questo che si può affidare a Politano, a Meret, eccetera, che sono giovani nel senso che hanno 80 presenze, cose. Il guaio di queste partite è quello di passare da un grande avversario a un piccolo avversario dopo 4 giorni. Barcellona-Cagliari. Questo è un pericolo che System Ferio sta paventando, ecco. Ma io Cagliari l'ho detto ben prima, poi ce lo sto dicendo, l'ho individuata come partita difficoltà 12, no? Da 1 a 10, quindi dove tra l'altro noi abbiamo solo da perdere, ragazzi, perché noi dobbiamo fare 3 punti e non abbiamo fatto nulla, non che è contato, cioè abbiamo confermato i 3 punti dell'andata e abbiamo sempre -1 rispetto al giro di ritorno, quindi stiamo viaggiando a 38 punti che non saranno sufficienti, quindi Cagliari noi dobbiamo vincere, diciamo vabbè, non abbiamo fatto nulla, poi dobbiamo andare a Roma, dobbiamo vincere, non abbiamo fatto nulla. Ho detto adesso si inizia a ragionare dopo queste 2 partite. Poi abbiamo il Milan, dove Valerio, che abbiamo fatto? Abbiamo vinto. Dobbiamo quindi in vincere. realtà dopodiché possiamo incominciare a ragionare una partita dove dici rosicchiamo dei punti che abbiamo perso all'andata. Quindi queste 3 partite dovessimo vincerne 2 su 3 sarebbero -2, -1, -3 punti rispetto al genere andata. Questa purtroppo è la verità, con la Juve che sta viaggiando a +7. +7. Capisco tutto, però dobbiamo avere il coraggio di far riposare Di Lorenzo nelle partite più semplici, se no arriviamo cotti. Questa, Zexu, e ti ringrazio sempre, è una mia battaglia proprio da sempre, veramente da sempre, non da prima insomma che venisse Guido, ma quasi, nel senso che quando si parla di Napoli-Verona io individuo in quella partita non che è successo che è arrivato Amazon e ha pagato De Laurentiis per farci pareggiare apposta per l'epica così, ma perché si arriva cotti nei momenti decisivi, anche se tu non te ne accorgi, hai la sensazione che uno può fare sempre l'impossibile, non sono robot. Questa è la nostra... infatti vedi la narrazione, allora citiamo Di Lorenzo ha accumulato precisi al minuto, non qualunquistici, all in inclusi tutti, insomma, isole comprese, come diceva, 3.225 minuti, che ve lo dico a fare che è il leader quindi Coppa Italia, Europa League e campionato. Quanti li ha fatti Marquis? 459. Avendo saltato solo 14 minuti, è evidente che questi 459 non sono stati fatti in sostituzione di Di Lorenzo, il terzino sinistro. Quanti li ha fatti Mario Rui, comprese le squalifiche, Kovic? 2303. Quanti ne ha fatti Gulam? 333. Meno di Malquit. Che sono quelle 3 partite dove Mario Rui non c'era. Esatto. Quanti ne ha fatti Juan Jesus, che era il bidone, giocando in più ruoli? 1557. Qualunquismo. Perché poi questo è il campo, quello che ci ha raccontato, il campo. Abbiamo preso un giocatore finito, un ex giocatore, cioè quindi un giocatore finito, un ex giocatore che non è mai stato a Napoli, parametro 0, ha fatto 1557 minuti contro 333 di Gulam. Punto. Poi ciascuno si può fare la sua opinione, però questi sono dati certi.
punto e sipario, come piace dire a me. Ringrazio Diego Pugliese che se la canta, perché si sicure chi sta muro come io sono sicure te, che poi è una dei più begli inni che si sia mai sentito su un campo di calcio. E tranquillizzo Andrea Ruggero, il calendario è diverso tra andata e ritorno, esatto, e noi stiamo facendo proprio questo discorso qua del calendario asimmetrico proprio per questo, perché invece di considerare le 3 giornate rispetto alle 3 giornate, no, Guido sta analizzando la partita per partita, quindi non andiamo a vedere cosa abbiamo fatto nelle prime 5 o 6 giornate così, ma andiamo a vedere cosa abbiamo fatto nella partita che poi sarà adesso il ritorno. Quindi noi stiamo analizzando il Cagliari, che non è stata necessariamente alla quinta giornata, quindi è proprio lo stiamo analizzando. Non siamo così ci permetterà questo signore, non siamo così superficiali, non siamo nati proprio ieri. Giusto per dire che il giocatore secondo a questa classifica è Rachmani, che ha 2637 minuti rispetto, ripeto, 3000, così domani ci troveremo Di Lorenzo a 3000, sappiamo dove sta, 3225 minuti. Allora, ragazzi bellini, Gulam per intenderci, Valerio, solo sotto di lui, vedi il qualunquismo, sotto di lui, sai chi c'è? Tuanzebe 147 minuti, Zanoli 40 e Cioffi 38 e Gaetano 26, che poi è stato ceduto dopo le prime giornate. C'è Gulam, tranne Cioffi che sta in primavera, e Gaetano che è stato ceduto, è il penultimo per minuti giocato. Sipario, posso anche andarmene a dormire, anche però la narrazione dopo quelle 2 partite che ci hanno raccontato, che non sto dicendo Gulam out, non è buono, eccetera, però questo è quello che è stato impegnato, significa che è stato valutato per 333 minuti. La domanda è: se in quelle 2 partite non avevamo 15 e 16 giocatori, giocava Gulam? Portachiavi, dove sta? Non ce l'ho. Amici bellini, servono 6 like, ma potete anche non darveli, perché io vi devo salutare e qualcuno di voi sa che quando io vi devo salutare succede una cosa che magari questa volta resta dove deve restare. Niente, è successo niente di che, però avete assistito a chi lo ha fatto, a quello che praticamente succede quando finiscono le live, che poi non è altro che un finale privato. Valerio, se mi dai, voglio farvi un regalo, posso coprire 30 secondi, visto che come i 500 like, questo è il regalo che meritano i 500 like. Fantastico. No, Giacomo, per carità, no, assolutamente no. Devo fare il che fa, devo fare la spesa, devo fare le cose proprio no? Come diceva Totò. Allora, anche se non era preparata l'altra volta e quindi erano fatti privati, tra l'altro io non potevo mai immaginare che Valerio mi citava di questo musicista che ha visto la mano di Dio, e quindi tutta quella conversazione assolutamente imprevista e non sapevo che Valerio per stanchezza, vedi, questa è, io quando vado ai festival l'unico gruppo di lavoro, ci teniamo le firme. Aspetti, stai vai, fai vedere di nuovo. È che è una bellissima chiacchierata sul fatto di Sorrentino, e questa è la serata che ho organizzato nel 2010, quindi proprio tanti anni fa, del loro Natale di Gaetano Di Vaio. Che fu molto carino, che io poi per educazione, riservatezza, anche perché non è che mi sento con queste persone tutti i giorni, quando è successo il burdello del documentario di Dalma in maratona, io ti dissi non lo chiamerò, perché in parte che avrà da fare, poverino, quando società indipendente come Bronx, prima si chiamava i Figli del Bronx, è in pieno presa da 1000 cose, quando c'è una problema del genere presa da 1200 cose, e poi chiameranno gli sciacalli, il presidente.
e poi che mi deve dire già quello che saprò, e infatti si è verificato questo. Vi ho mostrato questi ricordi di una di quella serata dove parlavamo di cinema, e poi diciamo questo Sorrentino, io pronosticai Sorrentino è uno destinato alla Champions League calcisticamente parlando, e quindi agli Oscar. Ve lo dedico questo cinematograficamente, infatti penso che vi dedicherò, e poi finisco con i video, con più film, un video sui momenti drammatici della mia infanzia del cinema, dopo l'amore, diciamo, anche se nessuno vuole in questo momento ricordare i momenti non proprio drammatici, i momenti quelli che tu ci rimani malissimo. Questa è un'anteprima per incontrare domani, dopodomani. Sono i momenti, poi finiamo con i ricordi personali. Bene, mi tolgo dalle scatole. Quindi un saluto a tutte le persone, le amiche Bellini, amici Bellini, i macellai Valerio. Ieri. E basta, e anche tutti gli infelici che oggi abbiamo pareggiato, che era meglio se uscivamo dalla Coppa. Così ci possiamo concentrare sul campionato. Concentriamoci sul campionato. Abbraccio a Guido Gentile. Signori miei, signore mie, buonanotte, grazie per il vostro supporto, per la vostra presenza, per i vostri commenti, per i vostri spunti. Nel frattempo mi è arrivato anche un messaggio, e a questo punto ve lo leggo, dell'amico Moschella, che dallo stadio ha visto un Fabiano monumentale. Siamo ancora vivi, speriamo anch'issa non sia grave, perché Moschella da addetto ai lavori, l'avete visto poi tra l'altro che Moschella era in conferenza e l'ha fatta la domanda a Sciavi, quindi io non vi porto gente così, vi porto addetti ai lavori, giornalisti che non a caso. Molto bene, già pensiero al Cagliari, mettiamo da parte questa partita, bene così, ne pensiamo al ritorno, pensiero al Cagliari, perché non si scherzi, mai, perché altrimenti poi la tragedia Napoli-Verona, così, se non prendo la sigla diventa difficile, devo stare anche attento questa volta, perché sennò succedono quelle cose. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,